3, 2, 1, 0. Se lo guardi dal mondo un minuto, un parroco arguto in lui troverai. In lotta col suo rivale, un sindaco amante degli operai. Uno scontro tra sacro e profano, un mito italiano se non lo sai. Se lo guardi da un'altra sedia, una qualche tragedia in lui scoprirai. Se la senti vibrare la carta da Rocca Bianca comincerà un dialetto in quota parmense, una madre fervente monarchica, padre amico di un sindacalista, quasi una svista rivendicherà. Una mente sublime, vorace, persino capace di comicità. Giro tondo nella via, Giovannino guarda il fiume, quanto è tesa ancora quella fune. Per chi veste ipocrisia, questo mondo è cosa seria, che miseria se non c'è ironia. Tua cosa perduta, c'è una ferita che ti cambierà. Nei campi di morte hai trovato entrambi le facce della crudeltà. Per chi ti ha voluto soldato, ti sei solo armato di felicità. Tra un lutto e uno sfregio subito è nata una luce di umanità. Giro tondo nella via, Giovannino guarda il fiume, quanto è tesa ancora quella fune. Per chi veste ipocrisia, questo mondo è cosa seria, che miseria se non c'è ironia. Se lo guardi dal piccolo mondo, giù nel profondo un sorriso nel cuore. Se lo guardi dal bordo del fiume, un mito, un costume con parole nuove. Guareschi che ci ha emozionato, ciò che sei stato ci consolerà. Se pace adesso hai trovato, ciò che hai lasciato, un sorriso di libertà. E Pablo Perissinotto è qui presente questa mattina, che saluto e ringrazio con questa bellissima canzone e bellissimo video per presentare anche questo bel libro, Giovannino e il suo piccolo grande mondo. Eccolo qua, lo facciamo anche vedere perché merita veramente, ne parleremo perché l'abbiamo già parlato con Pablo, sempre su una veste anche nuova, sempre anche con prodotti molto belli, molto nuovi, molto attuali.
Saluto anche l'avvocato Luca Sprezzola, avvocato civilista. Grazie avvocato di essere qui con noi, una mattina importante, fatalità con quello che è successo ieri. Volevo proprio parlarne con lei di questi operai che muoiono. Ecco, nonostante nel 2025 abbiamo una tecnologia super di più, intelligenza artificiale, e poi succede quello che abbiamo sentito. Saluto anche Giovanna Dallago, Mamme No Fassa. Grazie, ciao Giovanna, come stai? Buongiorno. Grazie, bene, grazie. Sempre guerriere, sempre avanti anche voi, mi fa veramente piacere averti ospiti in rappresentanza di tutte queste mamme, ma anche papà, che stanno cercando di combattere una guerra infida, terribile, che sta uccidendo tante persone non solo in Italia, ma in Europa, nel mondo, nel silenzio chi dovrebbe invece intervenire in maniera più decisa. Allora Pablo, questo libro molto bello, questa canzone, perché? Spieghiamo perché Pablo Perissinotto ha questa sensibilità che aumenta sempre di più, perché i paletti sono tanti anche per te, penso Pablo Perissinotto, questa nipote adorata che hai, che prossimamente anche vedremo, spero. Prego Pablo. Sì, sono pieno di progetti, diciamo, forse un po' troppi. Allora parliamo di questa canzone che ho scritto in realtà recentemente, proprio fresca fresca, e sono felice di aver presentato qui oggi per la prima volta, per la primissima volta, insomma in anteprima. Nasce dal libro che hai mostrato effettivamente, perché Giovannino Guareschi, lo scrittore a cui ho voluto dedicare insomma questa mia creazione, lo conoscevo ma in termini marginali, lo conoscevo soprattutto per la sua opera più importante, Il piccolo mondo, che ha ispirato la saga nazionale popolare di Don Camillo e Peppone, che abbiamo visto anche nel video, e poco più, anzi penso insomma che si limitasse solo a questo. Poi grazie allo scrittore di Motto di Livenza, l'amico Emilio Del Belbelluz, mi ha portato dentro il mondo anche umano di questo personaggio che ho scoperto, e veramente mi ha particolarmente colpito e emozionato, anche perché io sono molto appassionato storicamente di tutti quegli artisti che riescono ad aprire una porta da cui passano moltissime persone. Mi è capitato in passato insomma di aver anche lavorato con delle persone che hanno portato un seme e magari poi diciamo il frutto lo hanno, sono stati altri a beneficiare del frutto, e credo che Giovannino Guareschi appartenga proprio a quella categoria, e credo sia giusto ricordarlo e magari anche proporlo alle nuove generazioni, come scrittore che ha fatto moltissimo secondo me nella scena letteraria italiana, e ho voluto raccontare insomma con questa canzone anche la sua vita personale molto molto particolare, fatta di lutti, tragedie, ma da cui poi alla fin fine è venuta fuori una luce di libertà e una capacità artistica che secondo me al tempo era geniale, insomma tutto qui. Quindi se volete conoscere Giovannino Guareschi, che insomma è l'obiettivo principale insomma di questo mio supporto, di questa mia partecipazione a questa causa, potete farlo attraverso questo bellissimo libro che lo di facciamo Emilio rivedere, Del eccolo Belbelluz. qua. Molto importante capire, ecco, le parole che poi sono scritte anche su questo libro, Sì, questa assolutamente. narrazione di Giovannino e il suo piccolo grande mondo. Allora io vorrei chiedere invece a Giovanna Dallago qual è il mondo di queste mamme no fas, questo mondo, anzi questi grandi della terra, che invece di cercare, ecco, di migliorarlo, di vivere in pace, perché hanno tanto, il mondo poi è fatto di tante cose, è un mondo, la natura, grazie a questa natura meravigliosa che l'uomo sta uccidendo, non gli basta mai, però ci sono poi queste forme anche di rivalsa, che sono questi comitati che si formano, queste mamme. Quanto tempo è passato dall'inizio, Giovanna, quando voi avete capito l'importanza di chiudere questo sito della Miteni? Ma mi sembra che sia ancora lì, ne parliamo, ma è ancora lì. Ecco, perché non ascoltano? Eppure anche a Vicenza questi dati sono veramente in forte aumento, che preoccupano molto questi FAS nelle acque. Prego Giovanna, e cosa state facendo? Poi vedremo anche la locandina, vai. Tanto buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
E il nostro lavorare per principalmente denunciare ciò che stava succedendo e che tuttora sta succedendo è partito nel 2017, quando abbiamo ricevuto gli esiti dello screening per testare la presenza di queste molecole chimiche nel sangue dei nostri figli. Da lì abbiamo avuto la contezza di quanto l'inquinamento era diffuso. Questo ci diceva che non era solo esterno al nostro corpo, ma era entrato nel nostro corpo e anche in maniera molto prepotente, perché i valori sono molto alti e sono indice di esposizione a malattie gravi. Non più tardi del 2024 lo IARCA ha definito il PFOA certamente cancerogeno, per cui noi stiamo vivendo tutti con questo pensiero e questa preoccupazione. Perché è successo questo? Perché per il profitto di pochi si è diffuso nell'ambiente queste molecole che sono indistruttibili e che sono chiamate l'oro chimico. Cosa succede poi? Nel tempo abbiamo purtroppo constatato che queste aziende se ne vanno in luoghi dove c'è una carenza normativa, dove c'è tanta acqua, dove possono operare indisturbate per continuare a far profitto e depredare. E tutto questo perché c'è l'inattività di una politica che dovrebbe essere il prolungamento di noi cittadini e tutelare in primis gli interessi dei cittadini, e invece c'è il silenzio e l'inattività. Non abbiamo ancora oggi qui in Italia una legge che norma queste maledette molecole, non abbiamo ancora una bonifica del sito Miteni, per cui l'azienda se n'è andata, è stata chiusa nel 2018, però da lì continuano a uscire molecole e continuano a alimentare questo inquinamento che man mano si allarga nella zona di percorrenza di queste acque, e quindi non ha fine. Non riusciamo a dare una fine. C'è stata una sentenza a giugno che ha dichiarato sicuramente doloso il comportamento di questa azienda, ma siamo ancora fermi e bloccati nel prendere delle decisioni concrete, ecco, no? E lì c'è questa sentenza, ovviamente è in primo grado, ci sarà l'appello e forse anche la Cassazione, e quindi gli anni sono... Ma dobbiamo constatare che mentre noi siamo tutti rigidi, fermi dentro questi schemi di un sistema, io chiamo ammalato, chi deve fare profitto dal 2018 ad oggi cosa ha fatto? Ha delocalizzato questa azienda, si è ristabilito in un luogo, e in India in particolare, che è un continente emergente, diciamo, in questo periodo, in questo tempo storico, si è delocalizzata lì, ha cominciato a produrre i PFAS lì, quindi il primo impianto in India, e già a maggio del 2025 sono anche entrati queste molecole a rifornire le aziende in Italia. Quindi vediamo quanto è lento il sistema che dovrebbe tutelare i cittadini, quanto invece è veloce il sistema del profitto. Dobbiamo richiamarci tutti a una responsabilità, tutti quanti. La responsabilità dell'industria, che per noi è, come dire, il benessere, no? La identifichiamo come il benessere perché ci dà lavoro, ci dà gli strumenti per vivere, e per una responsabilità di noi cittadini, essere attivi, sentinelle dei nostri territori, ma anche un'attività della politica serve, no? Una responsabilità che si esercita con delle leggi, con i controlli da parte delle istituzioni. Tutto questo deve essere fatto in unità. Se ognuno cammina per la sua strada, ci si intralcia e basta, e si perde tempo.
Molto chiara Giovanna, ti ringrazio anche, avete sentito la competenza di Giovanna ma delle altre mamme anche che io ho avuto ospite, di queste organizzazioni, ormai una vera e propria organizzazione ricevuta anche a livelli molto alti, siete stati anche dal Papa e non solo, adesso andrete all'ONU, vedremo la locandina. Però avvocato Sprezzola, ma come funziona? Allora, la legge è fatta per qualcuno, perché qui quello che sentiamo adesso che il governo ce l'ha con la magistratura. Ieri mi è venuta un'idea, avvocato, mi scusi, ma perché non togliamo tutto? Togliamo le prigioni, togliamo i controlli, togliamo tutto, facciamo come il Far West, uno esce di casa e fa quello che vuole, ci armiamo, primo che sbaglia, paf, e abbiamo risolto il problema, perché noi saremo anche stanchi di sentire sempre che si passa il cerino, invece di toccare i temi veramente per i quali sono stati eletti, che noi abbiamo delegato. Penso ad esempio sulla separazione delle carriere, e c'è qualcuno che è preparato, ben venga. Io continuo in questi giorni a fare dei test, nessuno capisce niente della separazione delle carriere, che sono i cittadini, una parte di quei cittadini che dicono ma io non ho mica capito niente di cos'è sta storia, ma il problema è che sentiamo che non hanno capito neppure loro, perché sono divisi anche nella separazione delle carriere. Allora il cittadino a casa si domanda, ma chi è che fa la giustizia? E chi è che deve capire, chi decide la giustizia con delle leggi, con la Costituzione, con tutte le norme che ci sono? Poi alla fine vediamo che salta il banco. Avvocato Sprezzola, ecco, rispetto anche a quello che ha sentito, cosa vuole aggiungere? Sì, buongiorno a tutti. Mirella, Far West non mi sembra il caso di invocarlo perché poi alla fine ci rimettono sempre i più deboli. E al di là di questo, la legge si sa che esistono in Italia. Siamo un coacervo di leggi in Italia, il problema è che ogni volta che si fa la legge si fa anche l'inganno, quindi il problema non è la legge in sé per sé che ha contenuti, deve avere contenuti di carattere generale, il problema è l'adattabilità al caso di specie, l'interpretazione, magari la mala interpretazione, la non corretta interpretazione, oppure più semplicemente il non riuscire a applicarla concretamente. Con riferimento alla separazione delle carriere che mi diceva, ricordo che nell'ultima trasmissione a cui lei gentilmente mi ha invitato ne parlammo proprio a riguardo. Secondo me va fatta una precisazione, la separazione delle carriere è una cosa che può anche essere ritenuta positiva. Dal canto mio io sono favorevole. Le feci allora questo esempio dicendogli se lei fa il pubblico ministero per un determinato periodo e quindi ha a che fare con un giudice e determina l'inizio dell'azione penale, quindi è colui che propone l'azione penale, poi a un certo punto lei decide mi sono stufato di fare il pubblico ministero, vado a fare l'avvocato, quindi la parte che difende, la parte opposta, e mi trovo ad avere a che vedere con lo stesso giudice che per 5, 6, 7, 8, 10 anni è stato la mia spalla, quello a cui mi sono rivolto dopo aver iniziato l'azione penale. Non è che la gente magari pensa ma forse c'è qualche preferenza, ma forse c'è qualche problema. Questo è lo scopo della separazione delle carriere, quello di fare in modo che non si possa pensare male quando uno passa da una barricata all'altra. Abbiamo Vladimiro da Rovigo, eccolo qua. Ciao Vladimiro. Ciao Mirella, velocissimo vado, perché ti diciamo legittimamente, ti dici spesso che dovremmo ascoltare le persone esperte che capisce della materia. Ieri mi è capitato di sentire prima l'ex magistrato Bruti Liberati, che sicuramente l'avvocato conosce, una persona più che esperta, che ha parlato a favore, cioè contro questa riforma, che non è della giustizia, ma è di alcuni aspetti che riguardano i magistrati, non c'entra nulla con la giustizia in generale. Lei per il no. Dopo un po' ho ascoltato Sabino Cassese, che anche questo l'avvocato conoscerà bene, che era ancora più esperto dei Bruti Liberati, che si è dichiarato tranquillamente per il sì. Mi chiedevo, ma se mi devo ascoltare l'esperto, quale di due devo ascoltare? Quello che ti dice di votare del no o quello che ti dice di votare del sì? Ecco, mi dico, adesso non dico che ti fa questa maniera qua, mi dico che si sente spesso persone che si richiamano agli esperti per parlare a favore di una certa scelta. Ecco, mi dico, se uno deve ascoltare gli esperti è per capire un po' meglio il contenuto della riforma,
perché appunto che sei persone esperte che ti dimostra chiaramente che va bene votare sì, altre che ti dimostra dal loro punto di vista chiaramente di votare no. A parte che mi penso che molte persone non servirebbe neanche ascoltare gli esperti, perché tante persone che hanno subito danni dalla magistratura per il modo nel quale, come dire, nel corso degli anni ti dà su. Non le serve che arriva Bruti Liberati o Sabino Cassese a dire che è giusto che certe cose, che questa riforma va a toccare unicamente, e chiudo, la riforma va a toccare unicamente alcune situazioni nei quali delle decisioni che riguardano dei giudici viene prese sempre, solo e unicamente da altri giudici. Alcuni pensano che questa realtà provochi delle situazioni non giuste, tipo sulla punizione di chi sbaglia tra i magistrati o sulle carriere. Altri invece dicono no. Ecco, mi credo che se una persona subisce un danno evidente, sta in carcere per anni per niente, oppure il magistrato lascia libero un delinquente che ammazza la figlia, come è capitato, ecco, no, non che serve sentire né Sabino Cassese neanche Liberati, cioè, come dire, sgombriamo il campo dal discorso da dire che solo chi ascolta l'esperto può capire e magari Dio l'angolo e vota per il no, cioè se uno ascolta capisce meglio. Molto chiaro, se no non andiamo avanti. Vladimiro, sei stato... Allora, prima cosa, io non ho detto che in questo caso dobbiamo ascoltare gli esperti. Io parlo di esperti quando parlo di sanità specialmente, o di ricerca o di scienza. In questo caso io non ho detto che è giusto o è sbagliato. Io ho detto che la maggior parte dei cittadini italiani non sono in grado di capire quello che andranno a votare. Quale sarà il sì, quale sarà il no, perché è una cosa molto complicata. E ho anche detto che noi deleghiamo i politici per risolvere i problemi che noi non riusciamo a risolvere, a capire, specialmente quelli più complicati. Se adesso il pallino passa in mano a dei cittadini che per legge dice che dobbiamo andare a votare, e sapete da che parte io sono sempre a favore, però devo votare come con le trivelle una cosa che non conosco, che non riesco a capire, perché tanto è vero che anche chi se ne intende è diviso a metà per il sì e per il no. Tu capisci che io a questo punto dico: ma ci stanno prendendo in giro o cosa? Ma perché non sono loro, con gli avvocati, con tutti quegli esperti di diritto che decidono cosa fare? Ma perché passare questo pallino al cittadino che non conosce? Guarda, io mi complimento con te, Vladimiro, perché sei molto preparato, ti interessa tutto, ma ti posso assicurare che anche ieri ho fermato persone per strada, al banco, dappertutto, nessuno capisce niente della separazione delle carriere. È troppo complicato. Allora, avvocato Sprezzola, cosa dice lei? Non sono temi che forse un referendum che costa una montagna di soldi, visto che ne abbiamo anche tanti veramente da spendere per questi problemi, non sarebbe stato il caso di risolvere il problema in altra situazione, o era proprio necessario fare questo? Mi sembra che anche il senatore La Russa, che è la seconda carica del governo, abbia detto: non so se il gioco vale la candela, perciò capite bene che i dubbi sono tanti. Prego, avvocato. Sì, Mirella, il discorso da fare è a monte, cioè nel momento in cui si decide, io non sto dicendo decidiamo per il sì o decidiamo per il no, nel momento in cui si decide di fare questa separazione delle carriere, siccome la norma riguarda un interessamento della Costituzione, la Costituzione prevede un determinato iter, quindi dopo essere passati in Parlamento bisogna comunque fare il referendum popolare. Quindi non ci poniamo il dubbio se andiamo dai cittadini a chiedere, poverini cittadini, non gli spieghiamo cosa devono dire. È a monte che bisognava dire, allora forse non bisognava fare la separazione delle carriere. Esatto. Che c'è già, perché c'è già, senza porsi tanti dubbi. C'è già, avvocato, c'è già. Ecco, io lo sento gli avvocati e non è che lo dico io. Io ero con 6 avvocati in treno sabato, tutti 6 dicono: ma di cosa stiamo parlando? C'era già. Cosa hanno fatto? Allora non so, avranno sbagliato tutti i 6, ha ragione Vladimiro, non lo so, io quello che sento è che il cittadino non è preparato per rispondere a questi referendum. Abbiamo Maurizio da Conselve, poi andiamo dagli altri ospiti. Vai Maurizio.
Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, io per quanto riguarda la separazione delle carriere, io non trovo giusto che un giudice o un magistrato passa da fare il giudice e poi lo si trova in politica su investi di partito, di qualunque partito. Io non trovo giusto questa cosa qua, perché un giudice deve fare il giudice, deve fare la sua carriera, mentre il politicante deve fare la sua di carriera. E non trovo quindi giusto che un giudice passi da uno scranno all'altro, ok? Ecco, perché ognuno deve fare il suo mestiere, anche perché è troppo comodo, visto che sono già super pagati a fior di quattrini, un magistrato e un giudice, ok? Figuriamoci se passa da giudice e passa in politica, quanto viene a prendere quel povero disgraziato, tra virgolette, alla faccia del lavoratore che lavora, che si fa un mazzo così dalla mattina alla sera, prendendo 1.300 euro, mentre questi qua li si vedono pagati a fior di quattrini. Io concludo dicendo questo. Ecco, adesso aspetto la... Grazie Maurizio, grazie, avevo sentito la riflessione di Maurizio. Allora Pablo Perissinotto, tu cosa aggiungi come persona, parlo come uomo, come cittadino, prego. Intanto direi che faccio per quello insomma, che posso dire a riguardo, non essendo del settore. Prima si parlava di referendum, io in realtà credo che il referendum sia uno strumento importante per insomma, il raggiungimento degli obiettivi democratici di una nazione. Ecco, è uno strumento che funziona nel momento in cui c'è una partecipazione non solo attiva nel recarsi alle urne e andare a mettere una croce, ma quello che riguarda anche prima, cioè effettivamente la cosa che può fare la differenza, e questo è un impegno morale, etico che dobbiamo avere noi, appunto di fronte a dei punti di domanda, di fronte a delle incertezze, ci sono le possibilità, adesso gli strumenti per andare a ricercare e quindi diventare parte attiva insomma, della risoluzione, no? Di quel quesito. Io quando ad esempio ci sono i referendum passo sempre in quel periodo un po' di malattia dove voglio andare a verificare e comincio proprio un periodo di ricerca molto viscerale. Perché? Perché capisco che effettivamente è uno strumento diciamo così a livello democratico molto virtuoso il referendum, però ha un costo e quindi insomma la cosa che posso dire è cercare di capire. Anche se sarà molto difficile. Abbiamo Sandra da Padova. Sandra, mi scuso ancora per l'altro giorno, ma proprio non ce l'ho fatta perché avevo l'ospite da mandare via. Prego. Non c'è problema Mirella. Grazie. Ciao Mirella e buongiorno agli ospiti. Hai ragione Mirella, c'è molta ignoranza, ma non è cioè una persona ignorante non è che è stupida, non è intelligente. Purtroppo Mirella, la maggioranza, come hai detto te, non si interessa, cioè dalla casalinga anche alle persone che lavorano, hanno il loro lavoro, non è che gliene frega più di tanto della politica. E io ieri sera mi sono sintonizzata tra Rete Veneta, Focus e Rete 4 e c'era ospite il presidente Nordio e lui ha spiegato punto per punto tutta la riforma, cosa succede, cosa succederà e questo e st'altro, quell'altro. Non sto lì a ripetere quello che ha detto, però mi è servito per farmi anche un'idea di quello che potrò eventualmente votare. Allora Mirella, quante persone, io credo pochissime o una certa parte, che guardano questi programmi che fanno parte della nostra vita, politici, non politici, il dottor Vaccialli che io ammiro perché ha un modo di gestire la trasmissione. Ti salutiamo allora Sandra, salutiamo anche il nostro direttore, dai. È bravissimo e poi anche perché invita tutti gli ospiti da una parte e dall'altra senza mai essere lui quello che ha una simpatia per di qua o per di là. E poi volevo dire un'altra cosa, tanto faccio i complimenti al signor Perissinotto perché io ho letto tanti anni fa dei libri di
di Guareschi, e devo dire bellissimi. E complimenti alla signora, perché le battaglie purtroppo vanno combattute fino in fondo, fino veramente allo sfinimento, Mirella, perché non è giusto che i bambini, ho seguito anche le trasmissioni proprio di Rete Veneta con il nostro giornalista di Vicenza, di quelle parti, e devo dire che mi viene un colpo al cuore, perché pensi i nipoti, poi le stesse persone che fanno uso di queste acque. Purtroppo, Mirella, hai detto giusto, siamo in un Far West nel senso che c'è una cosa che va bene, quella che va male, quell'altra ancora peggio, e allora la gente è spaesata e non, per quanto io parlo, tu parli, però non siamo ascoltati, è vero, non siamo ascoltati da chi dovrebbe ascoltarci. Ma io sarei disposta, magari all'età che ho, matura, diciamo così, anche andare a fare qualche manifestazione con calma. Poi ti dirò una roba, Mirella, le manifestazioni purtroppo hanno un esito delle volte negativo, perché lo sappiamo, magari la causa è positiva, però c'è sempre qualcuno che si Grazie Sandra, fammi andare avanti. Comunque ti ringrazio anche per quello che hai detto. Il problema, vedi, lo dico anche a Pablo Perissinotto, è che noi abbiamo una popolazione, specialmente qua nel Veneto, che non legge. I numeri sono numeri, legge pochissimo. Informarsi, come dice Sandra, diventa un problema. Dove mi informo? Come mi informo? Una popolazione diversamente giovane, ma addirittura i giovani che io incontro sono schifati della politica. Quando parli di politica, lasciami stare la risposta che mi danno, perciò io parlo anche con loro. Se qualcuno dice che non è vero, ci confrontiamo, sono qua per quello, e questo mi fa paura. Mi fa paura perché all'interno, nel bel mezzo, c'è qualcuno che ci gioca con queste realtà. Ecco, con la disinformazione che regna sovrana, bisogna vedere dove ti informi, come ti informi, e soprattutto le fragilità che poi ne pagano le conseguenze. Questo è il problema che io voglio capire. Per quello prima ho detto, avvocato Sprezzola, che siamo nel Far West, perché regna la paura. I messaggi che arrivano, avvocato, sono solo di paura, di terrore, invece di far vedere gli esempi buoni, che ne abbiamo anche parecchi. Io gli esempi buoni non li vedo, devo invitarli nella mia trasmissione, in qualche altra trasmissione, perché vediamo sempre il ragazzo cattivo, il diversamente giovane barbone, c'è sempre esempi negativi, ma noi abbiamo bisogno di esempi positivi. Ma dove è scritto che noi abbiamo paura di uscire alle 4 del pomeriggio? Perché questo è il messaggio che è passato, questo è quello che io sento dal diversamente giovane, che addirittura le immondizie le porta fuori al mattino e non è neanche più sicuro al mattino. Questi furti in casa che vengono fatti con delle... veramente con delle tecniche incredibili, e si vedono, si riconoscono, anche si fermano e poi li lasciano, perché la legge prevede che al momento non c'è i presupposti per arrestarlo, perché la legge dice così. Capisce che il cittadino è con le spalle al muro? Avvocato Sprezzola, il cittadino è con le spalle al muro. Se poi hai un processo va avanti 20 anni. 20 anni, e su questo referendum io avrei voluto che ci fosse una realtà che il processo dura 3-4 anni, 5, non 20 anni, uno fa tempo a morire i testimoni, cioè capisce che non ci stiamo più, avvocato, noi siamo brava gente, siamo gente onesta che lavora, siamo diventati un popolo che non accoglie più uno contro l'altro. Ma chi ha fatto questo? Noi? O c'è qualcuno che ha lavorato molto bene su queste fragilità, su questa non cultura, non interessamento della popolazione, anche noi veneti? Avvocato Sprezzola. Purtroppo, Mirella, c'è una sfiducia generale nei confronti dell'organismo giudiziario, in generale nei processi. Quello che lei dice è vero, i processi durano troppo per quella che è la pazienza della persona che subisce il danno, che si rivolge al giudice per ottenere giustizia o all'avvocato per essere difesa, e quindi cresce questo senso di debolezza, questo senso di sfiducia in generale. Purtroppo
non c'è un rimedio, bisogna essere anche sinceri a volte, cioè se questa è la durata media dei processi in Italia, possiamo fare tutte le riforme che vogliamo, abbiamo fatto la riforma per l'ingiusta detenzione nei casi di arresto per i quali c'erano errori giudiziari, ma alla fine cosa fai? Fai un ripristino, un risarcimento danni ex post successivo, però intanto la persona che magari è andata in carcere per un errore giudiziario è rimasta in carcere, si è rovinata la vita per sempre, e poi gli dai un risarcimento, mi verrebbe da dire cosa se ne fa questo risarcimento. Abbiamo Luciano da Desenzano, poi andiamo in pubblicità. Vai Luciano. Mirella, ciao, buongiorno a tutti gli ospiti. 2 o 3 cose veloci. Hai appena finito di dire una cosa giusta, i processi durano 10-20 anni, allora vuol dire che bisogna cambiare qualcosa, uno. Seconda cosa, tutti 60 milioni di italiani, io sono il primo, ma anche tu, abbiamo delle leggi che vorremmo cambiare, no? Delle cose che non ci vanno bene. Terza cosa, un magistrato non deve fare politica, ma quando si dimette da magistrato dovrebbe passare magari minimo 5 anni. Terza cosa, l'ultima, ma come il governo vuole sottomettere i magistrati? Le leggi le fa il popolo tramite il Parlamento e i magistrati devono solo applicare le leggi, non devono fare niente altro, non devono. L'ultima, hai visto qualche giorno fa, uno straniero che ha violentato 3 donne a Milano, mi sembra, è stato messo libero. Vi saluto, buongiorno. Abbiamo sentito anche le riflessioni di Luciano, poi vediamo se l'avvocato Sprezzola risponderà e se Pablo Perissinotto vorrà commentare, dire qualcosa. Speriamo che ritorni anche Giovanna Dallago, però adesso andiamo in pubblicità. Sentiamo Giovanna Dallago. Giovanna Dallago, grazie, intanto hai ripreso la linea, ti hanno fatto anche i complimenti. Ecco, tu come donna, come cittadina cosa vuoi dire? Perché anche tu dovrai prendere una decisione se andare a firmare il referendum per il sì e per il no, ma cosa vuoi dire? Tu che stai combattendo invece una battaglia dove da anni avrebbero dovuto risolvere il problema perché riguarda la salute pubblica, invece si girano tutti da un'altra parte o qualcosa, ma proprio piccoli passi, ma grazie a voi che li hanno fatti, al vostro veramente acceleratore che avete sempre dato alle vostre battaglie e anche quei numeri che avete fatto. Prego Giovanna. L'ignoranza è il peggior nemico. Dico che c'è bisogno sempre di essere dentro al problema, dentro a ciò che ci viene chiesto, e questo è una responsabilità nostra, cercare la verità, a cercare la conoscenza. Per noi questa è una cosa fondamentale, abbiamo studiato tanto e continuiamo anche a fare incontri nel territorio per informare, per anche interrogare, sollecitare e mettere insieme la comunità perché sia informata ma anche collaborativa nel chiedere la soluzione del problema. Tanto è vero che adesso a metà del mese abbiamo organizzato quasi, siamo addirittura d'arrivo questo convegno che per fare un tavolo appunto fra istituzioni, enti e noi cittadini, a che punto siamo sulla bonifica, e poi sottoporre a tutti un patto di collettività per sollecitare, monitorare e promuovere che venga raggiunto l'obiettivo di questa bonifica. Nello stesso tempo abbiamo Michela che sta partecipando al vertice dei popoli come rappresentante delle Mamme No Fas ed è stata pure eletta rappresentante di tutti i movimenti che si occupano di ambiente e di tutela dei diritti umani a Belém al vertice dei popoli in concomitanza con la COP30 che dovrebbe occuparsi appunto delle crisi climatiche. Il partecipare, il stare dentro al problema e non fuggire
è la miglior medicina per risolvere le questioni della vita, per cui ogni cosa che ci viene cioè che ci viene appunto perché è presente nella nostra vita, no? Come può essere anche questo referendum, giusto o sbagliato, bisogna informarsi, bisogna star dentro a ciò che ci viene chiesto ed esprimere la nostra opinione, dopo però che ci siamo informati, perché ma là il problema grande, vedi Giovanna, il problema grande è dove informare. Non vedi che sono divisi anche tra di loro? L'ha detto anche prima un telespettatore, ma gente esperta, uno sta da una parte e uno sta dall'altra. Come vuoi che faccia il cittadino a capire chi ha torto e ha ragione su un tema così complesso, poi? Perché è complesso, che poi non riguarda il cittadino. Noi non ne beneficeremo niente di questo referendum, a noi non verrà niente in tasca, perché non è per migliorare le riforme che noi avremmo voluto fare con la giustizia. È tutto da un'altra parte, sono per le carriere. E là il problema che io non riesco a capire, perché vanno a parare sempre da un'altra parte invece di capire che il cittadino vorrebbe semplificare la burocrazia, gli anni che costa un processo e tutta quella di arrestare le persone che veramente delinquono, non lasciarle libere. Qui si va solo per le carriere, per le poltrone, chi ha torto, chi ha... Ma come facciamo a capire queste cose noi? Ma neanche se studiamo, ma studiamo dove? Con chi, che sono divisi tra di loro? Questo è il problema, perché se avessimo sentito una linea, ma senti, al cittadino non tornerà niente, ma lo dicono loro, non verrà niente in tasca. È una posizione che bisogna prendere perché il governo ha deciso questo, ma lo stesso, diciamo, la Russa dice, non so se il gioco vale la candela, capisci bene che le complessità sono tante. Poi invece per quanto riguarda i temi della salute, no, qua ci andiamo a spasso, perché qua sappiamo a chi rivolgersi e chi veramente sta dicendo la verità. Non è così difficile, ma abbiamo un altro settore, un settore veramente dove puoi informarti veramente, ma nella giustizia ti informi? Ma con la prescrizione che abbiamo, che chi ha più soldi arriva alla prescrizione e ciao, e anche se sei colpevole vai? Cioè capisci che io non ci sto, io ho il coraggio di dirlo, qualcuno dice benissimo, mi fa piacere che tu sei così informato, che hai deciso cosa vuol dire sì, cosa vuol dire no, io fino adesso, compresa con tutti quelli ascoltati, dico non ci capisco niente della divisione o non divisione delle carriere. Allora, avvocato Sprezzola, ieri cos'è successo? Ad esempio un fatto grave, una tecnologia avanzatissima, che però non si riesce a capire se è stata applicata, se non è stata applicata prima che questi operai entrassero in questa struttura veramente che è rimasta su per tanti anni, poi entra qualcuno, cade tutto. Erano preparati, non erano preparati, ci voleva gente esperta, noi non sappiamo, ecco, sono sempre gli operai che entrano, cioè gli ultimi sono quelli che poi muoiono oppure rimangono veramente paralizzati e non altro. Cosa sta succedendo nel nostro paese nonostante questa grande tecnologia, ricerca, sicurezza? Abbiamo un numero di morti che fa impressione, morti sul lavoro. Prego, avvocato Sprezzola. Sì, purtroppo il dato INAIL a novembre-ottobre, diciamo, 2025 rispetto al 2024 purtroppo vede un aumento del numero dei decessi per infortuni sul lavoro, in generale di infortuni sul lavoro. Mi sembra che si parli di numeri intorno a oltre i 700 casi di infortuni sul lavoro, che è un aumento dello 0,9% mi sembra rispetto al 2024 e non è ancora finito l'anno. La problematica è che da quello che leggo sono per lo più circoscritti ai cantieri. Quindi nell'area cantieri diciamo, i profili di rischio aumentano perché non sei all'interno della tua azienda, quindi se vogliamo chiamarla della tua comfort zone, dove conosci il tuo posto di lavoro, ma lavori in un luogo che stai creando tu.
si pensi a quando si costruiscono le case, si edificano gli immobili. Allora, nei cantieri il rischio aumenta perché tu, costruendo le case, chiaramente edifichi, quindi sali, quindi vai ad effettuare una lavorazione in altezza, quindi ti allontani da terra, quindi fai un'impalcatura, crei una situazione tale per cui non hai più i piedi per terra. Quindi ho visto che l'aumento degli infortuni, dati INAIL, non che abbia visto io, perché ci mancherebbe altro, è dovuto soprattutto alle cadute da queste impalcature, da questi cantieri. Quindi evidentemente i luoghi di lavoro di questo tipo sono più a rischio di altri. Le norme in tema di lavoro, di sicurezza sul lavoro sono state fatte anche nel 2025. Si parlava anche di cosiddetto budget digitale a proposito di intelligenza artificiale, però parliamoci chiaro, l'intelligenza artificiale può aiutarci a prevenire gli infortuni, ma la prevenzione è la cosa che da sempre stiamo cercando di fare. Sta di fatto che però gli infortuni si verificano lo stesso. Io leggevo un libro di un mio amico e persona adulta, ex referente dell'INAIL, che è il dottor Di Martis, che aveva scritto che noi non dobbiamo accettare che gli infortuni sul lavoro siano pochi, dobbiamo accettare il rischio zero, cioè dobbiamo accettare che non debbano mai accadere infortuni sul lavoro. Si cerca di lavorare in questa direzione, purtroppo i fondi sono quello che sono, le norme si cerca di applicarle in maniera quanto più scrupolosa, bisogna lavorare tanto sulla prevenzione. Mi scusi, avvocato Sprezzola, ieri ho sentito, chiedo a Claudio da Marano di aspettare un attimo. Claudio, aspetta un secondo perché dopo ho paura che mi sfugga la domanda. Ho sentito una frase che mi ha veramente fatto sobbalzare. Gli addetti ai lavori, i responsabili, sono arrivati dopo, subito dopo. Ma io non è la prima volta che chiedo se in quel momento, quando succede quello che succede, c'era il responsabile del cantiere, che non è l'operaio responsabile del cantiere o il capo operaio, c'è qualcun altro che dovrebbe esserci a vedere se tutto funziona, se hanno questo abbigliamento che li protegge, che dovrebbe vedere prima di iniziare il lavoro se è tutto a posto. Mi sa che non ci siamo mica, però avvocato, qualcuno potrà dire di no, non dico dappertutto, però quello che vedo e quello che sento lo dico personalmente, perché mi è capitato che non c'ero, ho detto scusi, dov'è il responsabile? Perché sei senza caschetto, sei senza niente, stai salendo, non c'era. Allora avvocato, c'è qualcuno che dovrebbe controllare di più, che la legge prevede poi oltretutto che non c'è, perché ognuno si fa le regole che vuole, abbiamo tanti cantieri, bisogna vedere su quale cantiere è, perché sono delle ditte molto importanti. Cosa dice avvocato? Anzi avvocato, prima di rispondere sentiamo Claudio da Marano, se no mi cade la linea. Vai Claudio. No, buongiorno, io volevo dire la mia per quanto riguarda la separazione dei pubblici ministeri e dei magistrati, dei giudici. Allora, se io, per dirle in parole povere, se io sono dentro in una fabbrica, no, e so fare due lavori, ho la possibilità di fare due lavori e di essere più libero. Nel senso che se io sono un pubblico ministero, comincio a indagare magari adesso sulle scie dei 5 milioni senza gara d'appalto e sulle scie che hanno tolto l'abuso d'ufficio, mi metto a indagare su un politico. Questo politico ha la forza economica, magari e anche mediatica, di perseguire questo pubblico ministero. Allora, se per caso si sente troppo oppresso, può andare a fare il giudice, può cambiare lavoro, come dentro una fabbrica non faccio più il fresatore, vado a fare il tornitore, per non avere il politico che mi perseguita. In questo caso qua ci troveremo dove i pubblici ministeri, per non trovarsi nei problemi, non indagano i politici, così i politici potranno fare quello che vogliono. E questa è la vera situazione. Cioè, vogliono non essere neanche indagati, vogliono prendere i soldi e farne nostri e farne quello che vogliono.
Buona giornata signori. Abbiamo sentito le riflessioni di Claudio da Marano Vicentino, prego avvocato Sprezzola. Sì, allora, prima mi ha chiesto appunto con riguardo a questa sicurezza nel cantiere, chi deve vigilare. Allora, chi deve vigilare, sì, è corretto quello che lei ha detto, è il responsabile del cantiere. Ora, il responsabile del cantiere ha obblighi di vigilanza, deve vigilare sulle attività operative, sulla sicurezza stessa e sulla qualità dei lavori che vengono fatti, quindi chiaramente deve essere una persona qualificata. Ora però io non vorrei essere, adesso dovrei svestire sempre i panni, ogni volta che vengo in trasmissione mi sembra che devo togliermi la toga e mettermi dalla parte del cittadino. Allora ma quante volte voi avete visto un operaio a lavorare a Jesolo, siamo in zona, no? Tutti conoscono Jesolo, località balneare, al 10 di agosto sopra un tetto a petto nudo? Ma di chi è colpa là? Io che sono il responsabile del cantiere, cosa vado? Lo prendo per il coppino e lo tiro giù perché è a petto nudo sopra un tetto? Questo c'ha 45 gradi sotto i piedi ed è là che mi dice mettiti la tela in bragatura che ho caldo. Non so cosa dire veramente, ma ci avete mai pensato a una cosa di questo genere? Certo che ci ho pensato, però se vale la mia sicurezza, avvocato, anche sì, perché se quella tuta mi dà la possibilità di essere sicuro, anche sì che devo metterla. Lo metto, lo tiro giù con la forza? Allora, sentiamo anche Perissinotto, ecco, questo cantautore che scrive, ecco, sarebbe da scrivere una canzone non so quanto lunga, l'hai già scritta, ecco, allora la sentiremo anche. Prego Paolo. Allora, io ho avuto in questo caso la fortuna, perché posso parlare anche con un po' di voce in capitolo, di fare anche l'operaio. Io lavoravo in un'azienda meccanica e il nostro lavoro era quello di entrare nelle varie aziende del mobile soprattutto per fare delle installazioni. E io devo dire invece che quello che ho visto non era un caso isolato in realtà, devo dire la verità che era una cosa che vedevo in via seriale e che si manifestava, questa mia perplessità si è manifestata più volte. Vedevo che insomma gli operai che avevano magari, quelli che lavoravano lì, che io osservavo, che avevano tempi di produzione molto ristretti, vedevo titolari che toglievano dispositivi di sicurezza perché i dispositivi di sicurezza rallentavano i tempi di produzione. Ho visto anche situazioni in cui appunto nell'impalcatura che entravano magari gli impiantisti per montare grandi strutture, il trabattello, quella struttura dove gli operai salgono per lavorare a una certa altitudine, non veniva assicurato perché dovevano spostarlo molto rapidamente, quindi era soggetto a una basculanza molto pericolosa e io queste cose le notavo e questa cosa che insomma tempo fa è successo che un ragazzo di Vajont di 19 anni, un ragazzo rumeno, è morto colpito da una scheggia incandescente in un'azienda metalmeccanica perché il macchinario in cui lui lavorava non veniva messo in protezione perché il tempo che lui applicava per aprire e chiudere era troppo per i tempi di produzione. Quindi mi rifaccio un po' sulla logica della signora che abbiamo sentito prima, presidente dell'associazione. Io credo che invece sì, c'è sempre una personale responsabilità, ma io stesso che lavoravo non è che potevo dire no, io voglio lavorare in totale sicurezza, il mio titolare mi diceva sì, fai pure. C'è sempre una questione che tante volte il profitto è quello che fa i morti, perché l'operaio che va sull'impalcatura esiste in Italia, ma esiste anche a Bruxelles, esiste anche in Inghilterra e sono i dati che parlano. Alla fine qui noi abbiamo un problema, che gli incidenti sul lavoro sono molto superiori alla statistica media europea e questo è lo che fa la differenza. Francesco da Padova, vai Francesco. Mirella, sono io, come stai? Bene? Bene, grazie Francesco. Allora, senti, veramente, sai, ogni volta al telefono bisogna sempre che ti dica su, perché mi bisogna sempre che ti dica su, perché ti pensi di sapere tutto e invece te sa poco. Vabbè, ecco. Dai. Allora, stai attenta, per quanto riguarda adesso la separazione delle carriere, non è che me ne intenda, te lo dico subito, però so che nella maggior parte dei paesi, da che sei? Vai Francesco.
Sì, no, perché sento... Vabbè, dopo, cosa volevo dirvi? Per esempio, adesso non so, quando si parla per esempio dei bulli, i famosi bulli, tutte che roba lì, no? Chi fa tutte queste bande non so, de Marocca, tutte che porcherie che mica siamo lì. Ecco, perché non si fa riferimento? Perché sono dicono minorenni. Perché non si va dalla famiglia? Si va dalla famiglia e si dà la multa di 5.000 euro la prima volta. La seconda, dite mia, si va dalla famiglia, sono minorenni, si va dalla famiglia e si fa tirare fuori i soldi. Ecco, perché è quello che gli italiani che sempre sensibilissimi ai soldi, ti rega fuori soldi. Ecco, se non gli dai i soldi, gli va dentro e se ti li paghi sta dentro, pazza. Sta dentro, i genitori parlo, sta dentro. Ma te vedrai che tira le rece ai bocce e ai fiori. Ecco, questo è sempre quello che dopo che devo dire un sacco di altre robe, ma puntite, secondo me, bisogna sempre che ti dica su Mirella. Dime su che mi fa più osservare, piuttosto che te mi dai ragione, preferisco che te mi dici su, perché qui mi dai ragione, mi viene a rabbia, perciò ti ringrazio di darmi torto Francesco, perché mi fa molto piacere, perché vuol dire che te da torto anche persone che mi dicono quello che ho da dire, perché non sai che parlo a vanvera, guai, non l'ho mai fatto, dico quello che penso, quello che sento da persone che tratto i problemi che poi porto qua in trasmissione. Dopo ognuno può vedere la propria maniera, però che parlo a vanvera proprio no. L'unica roba, avvocato, che volevo capire con lei è cosa fare, ecco, per questa popolazione, per questi giovani che non trovano lavoro, che non sono in sicurezza, con questi stipendi bassissimi, con un lavoro nero che emerge sempre di più. Ecco, per il grande business e il grande profitto. Secondo lei com'è la situazione, ecco, anche da un lato giuridico? Chi è che protegge queste persone? A chi rivolge? I sindacati abbiamo visto la forza che hanno, che direi zero, visto che abbiamo un aumento negli stipendi, mi sembra di 20 euro lordo, mi sembra che sia. Pensate voi cosa riusciamo a fare, ma abbiamo avuto anche aumenti di 3 euro, 4 euro. Ecco, io oggi ho il banco alimentare aperto e sta succedendo il finimondo, la povertà aumenta veramente nel silenzio di chi dovrebbe intervenire. Pensi, avvocato, che adesso da ieri non posso più ritirare le cose al supermercato in scadenza, perché hanno fatto una nuova normativa che i ipermercati possono vendere i prodotti in scadenza fino all'ultimo giorno. Sì. Perciò capisce bene come siamo messi, già arriva poco, ci tolgono anche quel poco che arrivava, però questa è la normativa che le multinazionali hanno voluto e secondo loro si vede che ci davano troppe cose, ecco, ci regalavano troppe cose. Cosa sta succedendo, avvocato? Ma che lavoro è questo? Prego. Purtroppo in Italia il problema del lavoro è molto diffuso, i giovani faticano a trovare lavoro a causa di vari fattori, per esempio la mancanza di esperienza. Il microfono, avvocato, microfono. Prego? Ecco, adesso la sento, non si sentiva il microfono. Sì, provo a alzare il volume. Adesso va bene, meglio? Avvocato, adesso va bene. Sì, dicevo che i giovani fanno fatica a trovare lavoro in Italia per tutta una serie di fattori. Ci sono la mancanza di esperienza, ma anche forse una scollatura fra formazione e mercato del lavoro. Ecco che questo già ci porta all'interno di un binario molto definito. Se io devo entrare nel mondo lavorativo ad una certa età, bisogna che sia formato per andare a parare in quello che vorrò fare in futuro. Conseguentemente l'adeguata formazione deve essere la base per poter dare delle basi appunto per andare a lavorare. All'estero si vede che si punta molto sui giovani e sulla loro formazione per il futuro. Noi forse in Italia abbiamo una certa carenza da questo punto di vista, nel senso che le strutture scolastiche cercano di dare una formazione, ma poi si vede che in concreto la formazione non è adeguata a quella che è la domanda del mondo del lavoro.
E poi fino a poco tempo fa esisteva una divisione tra, diciamo, i giovani che studiavano e quelli che non avevano voglia di studiare e andavano a lavorare. Adesso abbiamo un terzo genus, abbiamo quelli che non hanno né voglia di lavorare né voglia di studiare. Avvocato, facciamo la parentesi. Sul giornale, uno dei giornali, questi giorni ho letto tutto esaurito agli ITIS, perciò sono quelli che fanno formazione. Ci sono 60 studenti in lista d'attesa. No, capisce, avvocato, che non ci siamo proprio. Allora, si sono accorti adesso che non abbiamo i requisiti. Se bisogna formare i giovani, e i giovani attualmente, i giovani sono molto più intelligenti di noi, sono più preparati dei nostri tempi. Loro si rendono conto, già finite le medie, che dicono: ma se devo andare, adesso, non vorrei dire una cosa che poi magari vengo censurato, però dico, se devo andare ad un liceo, loro già ragionano e dicono: ah, ma al liceo dopo devo andare anche all'università, e cosa ho in mano? E quindi vanno direttamente verso una scuola professionale. L'ITIS che lei citava ha ragione, qui a San Donà di Piave, dove esercito io con lo studio, c'è un'iscrizione all'ITIS che sono pieni tutti gli anni, sono pieni, perché i giovani vogliono concretezza, cercano quello. Molto chiaro, avvocato. Allora guardiamo anche le locandine, invece, che mi interessa far vedere la locandina dell'evento che ha mandato Giovanna Dal Lago e anche le foto del giornale. Prego Giovanna, cosa stiamo vedendo? Prego. Ecco, sì, quello è il convegno che stiamo organizzando appunto per il 14 di novembre per fare il punto sulla bonifica del sito Miteni, perché la vera giustizia sarà realizzata solo quando lì da questo sito non usciranno più molecole chimiche che vanno a inquinare la seconda falda più grande d'Europa che alimenta i nostri acquedotti. E è un momento importante, speriamo che sia partecipato non solo dai cittadini ma anche dagli enti e dalle istituzioni che sono direttamente coinvolti per realizzare questa bonifica. Ecco, è importante, è un momento molto importante. Noi infatti capiamo e sappiamo quanto siano attrezzati più di noi, intendo noi, i cittadini, istituzioni tutte, chi invece fa profitto. Loro sono molto più veloci nel realizzare e anche perseguire i loro obiettivi, che poi se non sono, come dire, arginati dall'attività dei cittadini ma dalle istituzioni, vanno a sfruttare e a depredare la casa di tutti. Questo non lo dobbiamo permettere e compete a noi e alle istituzioni in particolare a fermare questo scempio. Questa sentenza, Giovanna, corro perché ho anche forato, ma era troppo importante sentire anche la tua voce. Questa sentenza che è stata fatta appunto dei FAS alla Miteni, però un passetto avanti è stato fatto, si doveva fare un passo, ma insomma qualcosa è arrivato o no, Giovanna? Sì, è stato fatto un passo importante, nel senso che ha messo in evidenza il non presunto ma effettivo dolo dell'operare di questa azienda. Quindi siamo sicuri che lì non è stato un incidente, ma è stata tutta una serie di situazioni che l'azienda non ha messo in atto per fermare questo inquinamento. Grazie Giovanna, veramente grazie, salutami tutta la squadra enorme che avete veramente creato, e veramente vi abbracciamo tutti e vi siamo vicini. Grazie. Sentiamo come ci saluta Pablo Perissinotto. Pablo, con quale messaggio? Insomma, sono sempre tante le idee che vengono portate qui su questa trasmissione. Insomma, mi trovo anche a parlare di cose che appunto il messaggio rimane un po' quello, insomma, dello sforzo che ognuno di noi dovrebbe avere per non sentirsi per forza di cose sempre esclusi dalla situazione, di avere la forza anche, diciamo così, non solo intellettuale ma anche personale, di mettersi in gioco e cercare appunto anche con grandi sforzi di partecipazione sociale, che vuol dire anche informarsi, come dicevo prima, cose in cui io credo moltissimo. Vedo anche, insomma,
frequentando i social, che in realtà la gente usa questo dispositivo che può essere anche però usato, diciamo, per questioni più nobili e insomma che ci dà la possibilità. Ma anche quelli che non usano avrebbero il diritto di sapere veramente le cose come stanno, e sono i nostri diversamente giovani, quali andranno a votare, perché c'è anche molta gente che va a votare. Bisogna uscire un po' da uno stato apatico, apatico, non epatico. Grazie, grazie. Sentiamo come ci saluta l'avvocato Sprezzola. Avvocato, con quale messaggio ci saluta? Visto che abbiamo parlato di sicurezza, di lavoro e di giovani, un unico messaggio: crediamo nei giovani, aiutiamoli a crescere e soprattutto rendiamo sicuri i posti di lavoro. Grazie, grazie anche all'avvocato Sprezzola, grazie ai miei ospiti. Pubblicità. Arrivederci. Buongiorno e benvenuti all'Associazione Humboldt. La nostra associazione si occupa da 40 anni di offrire assistenze domiciliari, supporto psicologico e accompagnamenti verso gli ospedali per i pazienti malati di tumore. Quest'anno sono i nostri 40 anni e intendiamo festeggiarli raccontandovi qualcosa di noi. Io sono Roberta Ruga, referente provinciale di Humboldt, e mi occupo di promuovere progetti per l'associazione in tutto il territorio. Aderiamo a numerosi progetti all'interno delle reti delle quali facciamo parte, tra cui progetti con il Centro Servizi Volontariato, il progetto Stacco dedicato agli accompagnamenti verso gli ospedali, il progetto La Mensa che non spreca, destinato al recupero delle eccedenze dalle mense scolastiche, e sosteniamo in parallelo progetti nel campo della prevenzione, della sensibilizzazione sulle principali patologie tumorali, e anche promuoviamo iniziative di supporto al territorio. Sono avvicinata all'associazione anche perché ho avuto il problema più o meno 5 anni fa, che adesso ho tra virgolette risolto, e quindi mi sono un po' avvicinata al discorso appunto dell'oncologico. Mi sono, diciamo, calata nella parte e ho detto perché non prendere l'iniziativa e poter, insomma, poter anche aiutare altre persone, e dato che comunque c'ero passata anch'io più o meno. L'importante del progetto secondo me è dare la disponibilità e soprattutto creare, secondo me, un livello di empatia a livello con la persona con cui si viene a contatto, ecco. Non è un semplice trasporto come trasportare tra virgolette un pacco, o dal punto di vista anche umano entrare un po' nell'ambito della problematica. Ho deciso di spendere un po' del mio tempo, diciamo nel tempo che posso spendere, insomma, a supporto come volontariato verso queste persone, insomma. È una cosa importante perché ti rende utile verso quelle che sono delle esigenze in questo momento molto più marcate rispetto a qualche tempo fa, di assistenza anche psicologica verso queste persone che tu trasporti verso gli ospedali. Sono seguito dall'oncologia di Padova, dallo IOF, mi ha chiamato Humboldt e da quel momento Humboldt poi mi ha parlato del progetto Piccoli Passi, anzi ci ha parlato del progetto Piccoli Passi e Humboldt ci ha aiutato. Piccoli Passi senza barriere è un progetto che rivolgiamo a bambini e famiglie in tutta la regione. A livello nazionale viene sostenuto da tutte le altre delegazioni Humboldt. Si propone di offrire sostegno psicologico, e assistenza e accompagnamento a bambini e famiglie che si trovano in una situazione oncoematologica importante. Diciamo che le persone dopo si crea un certo rapporto che va anche oltre quello che è il mero trasporto, va oltre perché magari c'è la telefonata, c'è come stai, come non stai, c'è bere un caffè insieme, che è molto importante per queste persone. Sembrano delle cose che per noi magari sono normali, però a livello, diciamo, per queste persone qua che diciamo convivono con questo tipo di problematiche oncologiche sono molto importanti. Sono amici,
Sì. Sono amici e ogni tanto c'è qualcuno, se non ci vediamo per un po' di tempo, ciao Patrizia, come va? Veramente non sapremo come fare senza. Io suggerisco a tutti di avere almeno un'esperienza nella propria vita di volontariato, perché è un'esperienza che si cerca, si trova, ma si deve volere. Quindi in qualche modo deve venire da una profonda motivazione e soprattutto da un senso di esistenza che ognuno di noi trova dentro. Quindi sapere che ognuno di noi crede in qualcosa in particolare e sostenere quel tipo di volontariato per la causa in cui crede. Mi chiamo Deborah, sono una volontaria all'interno dell'associazione Humboldt. Ho conosciuto questa realtà circa nel 2011 e da paziente io sono venuta qui per la ginecologia e mi sono affidata alle cure della dottoressa dell'Humboldt. Il servizio a cui si può accedere sono la prevenzione femminile che comprende il pap test, la visita ginecologica e la palpazione al seno da parte del medico ed eventualmente su indicazione del medico è possibile anche prenotare l'ecografia transvaginale. Poi abbiamo la parte dermatologica con la prevenzione del controllo NEI, ovviamente un servizio aperto a tutti, oltre che alle donne anche a uomini e bambini ovviamente. Per accedere ai servizi dell'Humboldt è possibile prenotare le visite attraverso una semplice telefonata. I numeri di telefono da contattare sono lo 0444 30 11 60 oppure 30 14 60. Il volontariato, come dico io, è uno spazio che viene offerto a ciascuno come la possibilità di riempire la propria vita da un punto di vista valoriale, quindi il volontariato restituisce una soddisfazione ma soprattutto un sentirsi parte del mondo, quindi il sociale accresce da tutti i punti di vista. La collettività nel senso ampio del termine va a restituire un importante valore a chi poi decide di farne parte. Quello che suggerisco io è di far parte del mondo attraverso il volontariato. Allora, prima di salutare i miei ospiti, questi nuovi ospiti, in particolare saluto Roberta Ruga che è qui vicino a Mirella per questo bellissimo video che abbiamo visto. Diamo la parola a Rinaldo da Venezia. Ciao caro Rinaldo. Rinaldo, si torna a bere il caffè come al solito? Allora, in attesa che arrivi Rinaldo, perché appunto lo spot era lungo, ma lui c'è, non preoccupatevi, andiamo a salutare anche Vincenzo Allegra, vicepresidente e consigliere APPE, all'Associazione Provinciale Pubblici Esercizi. Ciao Vincenzo, grazie di essere qui. Mirella, chiederemo anche il vostro aiuto per divulgare questi messaggi importantissimi, perché a mio avviso bisogna fare squadra, bisogna far capire l'importanza della prevenzione, rispettare queste associazioni che stanno cercando veramente di migliorare la qualità delle persone che sono anche affette o colpite da queste malattie, però abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, non a caso è nato il villaggio delle associazioni. Allora inizierei proprio con Roberta Ruga. Allora Roberta, cosa vuoi dire questa mattina? Complimenti intanto per questo spot che abbiamo visto, questo video promozionale che fa capire molto bene l'importanza di questa associazione. Prego Roberta. Allora, io ringrazio dell'invito Mirella e tutta la produzione e mi sento di divulgare in questa occasione un messaggio già anticipato nel video, l'importanza del volontariato inteso come possibilità di mettere a disposizione il proprio tempo per gli altri. Il volontariato restituisce, appunto, dà la possibilità di essere parte di una comunità, di creare reti, di essere utili agli altri e non solo utili nel senso più materialista del termine, attenzione, utili nel senso di trovare il proprio talento, trovare quella che è la propria vocazione e metterla a disposizione degli altri. Abbiamo Rinaldo, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo avvisarti, se non ti mi senti, sono in ospedale. Garia giurà, guarda. Con non te sento vuol dire che... Allora, Garia giurà, Rinaldo. Stavo poco bene, sono in ospedale. Non ti devi preoccupare, che stavo un pian più meglio e spero presto di vedere. Vi ringrazio tutti, mi do nel cuore tutta quanta l'ete veneta, va bene. E sono contento di averti sentito. Caro. Non ti ho fatto un regalo. Caro Rinaldo. Non preoccupati, presto vi sarò.
Va bene. Ciao Mirella e grazie di tutto. Grazie anche a te, caro Rinaldo. Un abbraccio a tutti noi, guarisci presto, vieni fuori presto perché sei importantissimo con le tue riflessioni. È uno che dice pane è pane, il vino è vino, però ecco, noi abbiamo piacere di sentirti a casa, ecco, più che in ospedale, anche se hai chiamato, ti ringrazio. Anche a casa, però salutiamo anche tutti i degenti, tutte le persone dell'ospedale, veramente sono tante, è veramente un momento molto delicato per la sanità pubblica italiana in generale. Roberta Ruga ne sa qualcosa. Allora sentiamo anche cosa ne pensa, cosa ci dice invece Francesco Allegra, ecco come sta andando, ecco questo lavoro, Vincenzo, veramente che manca, ma non hanno voglia di lavorare, mai non pagano bene. Come va? Com'è la situazione? Sta arrivando un autunno caldo, bollente, ecco tante normative, tante paletti, molta prevenzione sulla sicurezza, sui cibi. Prego Vincenzo. Mi sentite? Sì, bene. Perfetto. Beh, insomma, diciamo che sì, sappiamo dopo il Covid ad oggi c'è stato un attimo un cambiamento nella tipologia di lavoro. Si vede che i giovani hanno la voglia di sentirsi un po' più liberi, essere liberi fine settimana. Il nostro è un lavoro che impegna un po' più nel momento ovviamente del fine settimana e quando c'è festa, quindi gli altri si divertono. Diciamo che è sempre stato un lavoro bistrattato, perché si dice che sia un lavoro pesante, sia un lavoro difficile, sia un lavoro poco pagato. In realtà invece è un lavoro veramente molto bello. La ristorazione è uno di quegli ambiti in cui puoi vedere subito il risultato di quello che fai, sei sempre a contatto con la gente, è un lavoro dinamico, è anche un lavoro psicologico, perché insomma, devi stare vicino a contatto con persone, capire cosa vogliono, quale esperienza vogliono fare, se vogliono avere contatto di più col cameriere, buttare qualche chiacchiera, insomma è un piacere farlo, è anche un modo per imparare ad avere rapporti interpersonali, questi rapporti che oggi sono un po' più difficili, soprattutto per i giovani che sono magari più dinamici sui telefoni, ma magari un po' meno nell'approccio a tu per tu con le persone. Vincenzo, io domenica ero a Venezia, poi sono andata a vedere una mostra bellissima a Palazzo Moncenigo, anzi invito tutti ad andarla a vedere, sui profumi, sui Casanova, bellissima veramente, un palazzo poi stupendo, e vi farò vedere anche le foto che abbiamo fatto. Quello che però ho notato, Vincenzo, nei locali sono tantissimi stranieri, quasi tutti, e giovani, quasi tutti giovani. Allora vorrei capire come funziona, perché da una parte vedo i giovani che lavorano, anzi vedo persone che fanno due lavori, e l'ha detto anche un ospite ieri mattina, lavorano alla Fincantieri, poi il pomeriggio alla sera vanno a fare un lavoro nei ristoranti o nelle trattorie. C'è qualcosa che non torna. Dove pagano il personale si trova. Questo è quello che ho ricevuto come risposta. Se paghi il personale lo trovi. Se non paghi fai difficoltà, se non rispetti quello che è il contratto di lavoro le persone si ribellano ed è difficile farlo anche rispettare, ma bisogna farlo, anche perché abbiamo a che fare quasi sempre con persone, con studenti che lavorano anche per guadagnare qualcosa, perché capite bene cosa vuol dire trovare casa anche un universitario, e stanno cercando di superare questo ostacolo facendo questi lavori. Per non parliamo poi del lavoro quando ci sono queste vacanze. Vedo tutti i giovani e tutti studenti che lavorano. Allora qual è il problema? È il problema, oppure come ho letto, la formazione, scusa se lo rilego, ma tutto esaurito agli ITIS, 60 studenti in lista d'attesa, la formazione. Però vogliamo capire che forse c'è qualcosa che non gira, voi non trovate il ragazzo che vorrebbe avvicinarsi, ma ci sono 1000 problemi, bisogna fare la formazione, la sicurezza, questi stage che non riesco a capire cosa servono e cosa serve. Ci vuoi spiegare un po' com'è la situazione dal tuo punto di vista? Oltre naturalmente sappiamo che si fa fatica a trovare il sabato e la domenica, ma bisogna capire dove vai a parare. Queste agenzie interinali, i nomi, io chiedo i nomi delle persone che mandano il curriculum e nessuno mi risponde mai. L'ufficio del lavoro non si sa dov'è, se c'è, adesso sono tutti in campagna elettorale e dovrebbe essere in regione, mi sembra, l'ufficio del lavoro, ma dovrebbe essere anche semplice, tu chiami
l'ufficio del lavoro mandi una mail, perché là si ragiona solo con PEC e mail, dici io ho bisogno di questo personale, io sono convinta che se qualcuno accelerasse qualcosa salterebbe fuori. Il problema è che c'è una burocrazia, quando non vogliono fare qualcosa ti mettono davanti la burocrazia e ciao, la persona non arriverà mai. Cosa dici, Vincenzo? Dove si dovrebbe accelerare secondo te? Diciamo che allora, abbiamo una società che ovviamente migliora con gli anni, sotto certi aspetti, sotto altri aspetti non sono così d'accordo, nel senso, partiamo dal presupposto, partiamo dalle persone extracomunitarie non italiane. Ecco, il nostro è un mestiere purtroppo dove ormai tantissime persone straniere stanno entrando in modo preponderante, soprattutto in quei lavori che da un lato sembrano meno importanti, come fare lavapiatti, le pulizie. Qui abbiamo una preponderanza assolutamente di persone straniere. Sotto l'aspetto invece giovanile abbiamo la problematica che oggi come oggi portare a casa un minore e lavorare all'interno di un locale è estremamente complicato. C'è una parte burocratica, sotto i 16 anni è completamente sconsigliato perché ci sono tutti quanti dei problemi, mentre io mi ricordavo che insomma adesso ho 45 anni ma ho cominciato il mio primo lavoretto che avevo 13-14 anni, insomma lavoravo da un amico, poi ho cominciato a fare il cameriere che avevo circa 14 anni, quindi insomma ho sempre fatto qualcosa perché mi piaceva farlo. Oggi questa cosa, anche quando mi trovo qui qualche ragazzo che mi chiede di poter fare, che ne so, il fine settimana da noi, gli devo dire guarda mi spiace ma è complicato. Ecco. Eppure poi magari li trovi all'interno delle sagre ragazzini di 10, 11, 12 anni che lavorano tranquillamente, invece da noi è un grosso problema. È un vantaggio secondo me, insomma, se una persona ha la volontà, la voglia, lasciamo che possano fare. Sotto l'aspetto contrattuale ci sono delle problematiche che stiamo rilevando come FIPE nazionale, cioè stiamo subendo il dumping lavorativo, nel senso noi abbiamo un contratto che è il contratto FIPE nazionale, che è il contratto che tutela i nostri dipendenti, che è stato rinnovato anche da poco, 14 mensilità più tutta una serie di agevolazioni, quindi anche altre componenti che vanno ad alimentare questo tipo di contratto. Attualmente ci sono altri 31 contratti formati da gruppi anche di piccole aziende, di piccole aziende con l'aiuto di fantomatici gruppi di lavoro, insomma, che costruiscono dei contratti che hanno meno tutele nei confronti dei dipendenti, magari vai alla fine a risparmiare 2, 3, 4 mila euro all'anno. Certo, è ovvio che se hai 10, 15, 20 dipendenti, insomma, cominciano ad essere soldi. Questo però vuol dire lucrare sulle spalle dei ragazzi che lavorano da noi. Chi applica il contratto FIPE è un contratto più garantito, è un contratto che dà 14 mensilità, insomma dà una serie di garanzie che sono estremamente più ampie. Comunque siamo d'accordo che la parte burocratica è difficile. Abbiamo una montagna di persone che effettivamente hanno un lavoro principale e che poi cercano di arrotondare magari lavorando il fine settimana nei nostri locali. Questo dimostra una cosa che è sempre stata fatta, adesso non è una cosa nuova di oggi, persone che lavorano e poi cercano qualcosa il fine settimana, c'è sempre stato. È vero anche che oggi è più complicato, una volta con uno stipendio, un buono stipendio, un padre o una madre potevano tranquillamente portare avanti una famiglia, oggi con 2 stipendi si fa estremamente difficoltà, quindi il lavoro ulteriore serve anche a coprire quella mancanza che ti arriva magari a mettere da parte quei 200-300 euro al mese per i periodi un po' più bui. È innegabile che c'è stata una problematica negli ultimi anni, dal Covid in poi ci sono stati un insieme di aumenti spaventosi, c'è stato un aumento dell'inflazione che non siamo riusciti ad assorbire. Oggi ti dicono che l'inflazione è intorno al 2-3%, insomma è molto diminuito rispetto a quel famoso 10%, però il problema è che quel 10% è diventato quasi strutturale, quindi è vero che oggi abbiamo un 2-3% di inflazione, ma ci portiamo dietro quell'altro e per contro ovviamente i contratti non sono cresciuti in modo così importante rispetto alle crescite dei costi. È difficile perché è un cane che si mangia la coda. Però scusami, faccio una parentesi, Vincenzo. Vincenzo, faccio una parentesi. Ho avuto sia la Coldiretti che la Confartigianato e altri che loro puntano molto sullo sbaglio che è stato quello di togliere i voucher. I voucher erano fondamentali, si lavorava bene. Ma se era così importante questo voucher che dava la possibilità e semplificava anche l'assunzione delle persone in lavoro, perché non viene rimesso?
Allora gli ho detto, scusate, o siete tiepidi che non riuscite a farvi ascoltare, perché se siete tutti d'accordo che il voucher era importantissimo e funzionava bene, vuol dire che qualcosa non torna, o qualcuno non vuole ascoltare, perché il sistema uno contro l'altro, divide et impera, va benissimo. Prego Vincenzo. Diciamo che se guardiamo sotto questi certi aspetti, ad esempio anche il bonus 110 poteva essere una buona soluzione. Il problema non è mai la legge, il problema è come viene applicata. Se siamo il paese purtroppo di quelli che trovano sempre l'escamotage per aggirare o trovare soluzioni diverse, purtroppo questo è avvenuto anche col voucher, cioè era il voucher che doveva essere applicato solo e esclusivamente per alcune tipologie contrattuali, per alcune tipologie di personale, poi si è allargato in un modo a macchia d'olio. Ecco, questo è quello che ha complicato un po' tutto. Ovviamente a quel punto i sindacati mi pare che all'epoca fosse il Movimento 5 Stelle abbia deciso di dire questo è un contratto che aiuta sulle aziende. Effettivamente aveva una capacità, cioè ci permetteva di innanzitutto snellire la parte burocratica, questo era fondamentale, ci permetteva di andare ad eliminare una parte di costi che era quella preponderante. Adesso dietro a una persona che viene messa a contratto nelle nostre aziende, dietro c'è tutto un apparato burocratico che ha un costo non basso per un'attività. Oltre a tutto quello che è il costo della persona, c'è tutto il costo dello studio che ci gestisce le buste paghe. Ecco, con il contratto, con i voucher questo veniva bypassato, si pagava una quota all'INPS e all'INAIL, giustamente per tutelare le persone, e ci davano la possibilità di essere un po' più dinamici e di poter assorbire nei momenti di picco di lavoro con uno strumento che ci aiutava a superare queste situazioni. È stato tolto, non credo ci sarà la volontà attualmente di rimetterlo, non credo che ritorneremo a questo tipo di strumento perché è estremamente difficile, perché si è superato e non c'è volontà di poterci rimettere mani. Sarebbe utile, sì. Siamo riusciti a fare nel periodo Covid degli strumenti che in 448 ci permettevano di vedere se avevamo fatto il vaccino, non avevamo fatto il vaccino, se avevamo, insomma. La stessa cosa si poteva fare col voucher, in un attimo, con un'app io avrei potuto attivare un contratto, pagare direttamente il dipendente, e ovviamente là va fatto cosa? Va fatto in modo che se viene fatto un controllo, chi non rispetta le determinate regole deve Ed eccolo qua, siamo partiti questa mattina, io ho detto, l'avvocato Sprezzo ha detto, ma Mirella è meglio non usare questa parola, che siamo nel Far West. Uno al mattino si alza e fa quello che vuole. Tanto qual è il problema? Chi è che mi controlla? Chi è che mi ferma? E anche se succede, cosa mi fanno poi alla fine? Vale la pena di rischiare? Certo che sì, basta vedere cosa sta succedendo nel nostro paese. Prima c'era la sinistra, adesso c'è la destra, ma mi sembra che le cose non cambino, mentre il cittadino vorrebbe cambiare le regole del gioco. Facciamo il referendum su una cosa che non riusciamo a capire da che parte stare, perché uno da una parte e uno dall'altra, e gente anche esperta, però danno il pallino a noi. E allora questa mattina io mi sono permessa di dire togliamo tutto, togliamo carceri, togliamo magistrati, togliamo tutto, allora si faccia le proprie regole. Se poi ogni volta noi dobbiamo delegare persone strapagate da noi, che diamo a loro il nostro denaro pubblico, perché sono soldi pubblici, per fare quello che vogliono, e noi non contiamo niente perché vanno tutto da un'altra parte, noi invece abbiamo bisogno di sanità, di lavoro, di scuola, di cultura, di investire sull'arte, sulla bellezza, su tutta la meraviglia che abbiamo. Chi è che ci dà queste risposte? E guai se parli, che come diceva prima Francesco, dice tu sai troppo. No, io dico quello che vedo, perché è un banco solidale dal 2010, sono tutto il giorno con le persone che parlo, che mi confronto, ho 120 associazioni, Roberta Ruga è qua presente, può dirlo se dico una cosa giusta o sbagliata, cerchiamo di ascoltare tutti. Il problema è che quando sento Francesco, perché lo so, perché ce l'ha con me, perché difendo gli ultimi, aiuto gli ultimi più deboli, lui ce l'ha a morte, tanto è vero che questi ragazzini che si comportano male li chiama robaccia. Ecco, invece di capire che bisogna investire anche su questi, perché il futuro è anche magari sono anche di creativi che magari vicino al nostro Vincenzo diventerebbero anche bravi camerieri, bravi cuochi, ecco, bravi sommelier. Il problema è che nessuno va a prenderli per mano, perché come fanno il minimo sbaglio sono già condannati da noi, perché mettiamo subito l'etichetta, un spacciatore, un
ladro, è un delinquente, è un mongoloide, è un disabile, invece di capire che abbiamo di fronte, però capisci che questo che faccio io a qualcuno dà fastidio, tanto è vero che vogliono segarmi da tutte le parti, ma non ci riescono, perché se mi rialzo sempre, quando mi rialzo sono dolori per tutti, perché dico tutto quello che vedo e che sento. Capisci, Vincenzo, che forse anche voi dovreste avere degli strumenti più importanti, ad esempio questi ragazzi, questi bulletti, perché non fare? Ma cosa me li mandano a fare la borsa della spesa? Guarda che gliel'ho detto al giudice, ma cosa combino con la borsa della spesa? Cioè non è questo il modo per integrarli, questi hanno bisogno di sudare, di faticare, di lavorare, di far capire l'importanza di cambiare registro, e solo il lavoro, l'educazione, il rispetto può dare questo, lo sport, ma ma per carità non dico che non sia utile anche consegnare la borsa della spesa, ma io li vedo e sai perché me lo noto? E quando hanno finito il giro dico ragazzi venite a trovarmi il prossimo, non vedo mai nessuno perché non vedono l'ora di non fare più neanche quello. Capisci che forse se ridessero a voi questi ragazzi fare un corso ecco diverso, e ne parlerò anche con i giudici prossimamente di questa cosa, perché io sono stanca che pochi ragazzi tengono in mano tutta la popolazione, i sindaci, forze dell'ordine, le persone che hanno paura di uscire alle 4. Capisci che dobbiamo fermarli, dobbiamo prenderci, ognuno deve fare la sua parte. Sentiamo cosa ne pensa anche. Saluto Francesco Zanardi, presidente Rete l'Abuso, collegato con noi da Savona. Ciao Francesco, che piacere rivederti. Cosa dici tu di questi ragazzi? Tu che sai cosa vuol dire l'abuso a 360 gradi, di metterli invece a lavorare, a faticare, a rispettare con orari e regole, poi magari il genitore va anche a prenderselo la sera e se lo porta a casa? Prego Francesco. Un po' di regole ci vogliono in Italia, non solo per i giovani, ma spesso anche per quelli meno giovani, che probabilmente sono coloro che hanno poi passato dei valori non troppo buoni ai nostri giovani, perché i nostri giovani hanno preso da noi. Ma allora in Veneto, tornando al mio tema, che è il tema della pedofilia nel clero, abbiamo fatto, non so se hai seguito, la settimana scorsa la presentazione di un report con tutti i dati regionali, e ho proprio qua sotto gli occhi quelli del Veneto, i dati degli ultimi, è un report fatto con i dati degli ultimi 25 anni. Ebbene, in Veneto possiamo dire che, ve lo leggo, abbiamo 90 casi, cioè 90 offender, di cui 5 a Belluno, 16 a Padova, 7 a Rovigo, 11 a Treviso, 9 a Venezia, 32 a Verona, sono tantini, e 10 a Vicenza, con un prodotto purtroppo di vittime di sesso femminile 35, di sesso maschile ben 538, per un totale di 573. Scusa Francesco, guarda vittime. Che Roberta Ruga sta sgranando gli occhi e le orecchie quando ha sentito il numero che hai detto. È un dato Prego Roberta. No, assolutamente un dato particolare, volevo approfondimenti, insomma anche alla luce di quello a cui stiamo assistendo, va diciamo controcorrente questo dato qui, quindi volevo approfondirlo. Francesco, prego. Il dato sulla pedofilia, ma controcorrente, diciamo che il Veneto siete ancora abbastanza ben messi, perché se andiamo nella provincia di Milano, nella Lombardia, abbiamo più di 170 potenziali offender, e solo nel clero. Vi ricordo che parliamo di 31.000 preti in tutta Italia, quindi non parliamo di una popolazione densa come è la popolazione italiana, eppure in tutta Italia su 31.000 preti il nostro osservatorio oggi ne censisce 1.112 che sono offender o potenziali tali, quantomeno hanno ricevuto denunce, segnalazioni e cose del genere. Restando sempre al Veneto, avete, è vero, un totale di 90 casi, di cui però ben 48 sono sommersi. Cosa vuol dire? Sono casi che l'associazione ha rilevato perché le vittime si sono messe in contatto per chiedere aiuto all'associazione. Di fatto sono casi prescritti, mai andati finiti in magistratura. E questo vuol dire che questi 48 offender sommersi, diciamo, li avete ancora a piede libero in giro per le vostre città.
Senti Francesco, una domanda che volevo farti, e ci tengo molto, in un periodo dove di abuso se ne parla tutti i giorni, direi, ecco, in tutte le salse, in tutte le lingue, in tutte le età. Quanto traumatico è una persona che subisce un abuso? È un abuso che ti porti per tutta la vita, un trauma che non riesci a cancellare, che ogni tanto riesce a emergere anche se hai trovato la strada giusta, anche se hai creato una nuova vita. Cos'è l'abuso per una persona che lo subisce, Francesco? Beh, allora, quando parliamo di pedofilia diamo anche una data, cioè un abuso al di sotto di 14 anni di età, ed è devastante perché avviene in quel periodo in cui il bambino inizia a formarsi, a maturare, quindi avrà una maturazione che naturalmente dipende molto da questo abuso. Ecco, per farvi un esempio molto semplice, se tu, Mirella, ti metti a pensare le canzoni che ascoltavi quando eri ragazzina, 12-14 anni, sicuramente le ricordi tutte, e quelle canzoni, se poi ci rifletti, hanno condizionato la vita di molti, per dire i metallari, anche con l'abbigliamento, eccetera, eccetera. La sfera della sessualità è una sfera che intorno a sé ha tantissime altre sfere, l'autostima, quella dei rapporti sociali e via dicendo, e andando a colpire proprio quella sfera capisci che sia l'autostima naturalmente si abbassa nella vittima, ed è una cosa che poi la vittima naturalmente lì per lì non recepisce, non si accorge, e se ne accorge poi negli anni, ecco. Quindi diciamo che il trauma è non tanto sotto l'aspetto fisico ma sotto l'aspetto psicologico è assolutamente devastante, ed è anche poi difficile recuperare, perché se il bambino viene, diciamo, preso subito con psicoterapia, riesce a recuperare, diciamo, quello che è stato l'effetto del trauma. Certo, ad esempio nel mio caso anch'io sono stato vittima di abusi a 11 anni, ma ho avuto la consapevolezza, l'ho maturata a 40, certo a 40 anche andare in psicoterapia diventa una cosa piuttosto complicata, anzi forse anche dannosa in tanti casi, perché a 40 anni una persona ormai ha, diciamo, ha preso, si è formato, ecco, andresti a come dire, smontare, no? A pezzi una persona per rimetterla a posto, e a volte non è il caso, ecco, perché andresti a perdere l'equilibrio che quella persona, bene o male, si è creata, ecco. Molto chiaro, ti ringrazio Francesco, perché bisogna anche parlarne di queste cose, perché stiamo parlando di fragilità che non riescono a difendersi, è là il grande problema. Poi la paura, ecco, la paura che arriva, ecco, lo dico, non lo dico, lo denuncio, non lo denuncio, bisogna vedere che famiglia hai, su che contesto vivi, ecco, una scuola molte volte assente perché è faticoso, ecco, anche impegnarsi in queste situazioni, però bisognerà pur parlarne, perché i numeri che ha dato Francesco sono numeri preoccupanti. Roberta Ruga, cosa vuoi aggiungere? Tu invece che stai cercando anche di accompagnare le persone in un percorso migliore, perché anche la malattia, specialmente il cancro, il tumore è devastante, bisogna essere seguiti, l'ospedale c'è, ma dopo quando esci vai a casa è un grande problema, chi ti segue se non hai appunto, dai con la famiglia, la paura di non essere più assistito. Prego Roberto, cosa vuoi dire? Beh, ricollegandomi appunto al discorso di prima, credo che l'abuso, oltre a essere fisico, diventi poi psicologico nel momento in cui non si comprende cosa sta affrontando l'altro e cosa sta vivendo l'altro. Nel nostro caso, casi molto frequenti, purtroppo, sono di donne, in questo caso principalmente donne, non comprese nella malattia che affrontano, con mariti spesso non presenti, non in grado appunto di esserci. Togliamo per un attimo da parte le persone effettivamente sole, che non hanno famiglia, non hanno risorse economiche, però un dato importante anche in base appunto a questi dati è che è un problema complesso, quella di una gestione della malattia, elaborazione proprio del momento, non siamo pronti ad affrontarla, nessuno di noi è pronto ad affrontarla, quindi un po' la nostra associazione, ma come molte altre con cui anche collaboriamo, ha lo scopo di provare ad aiutare proprio a metabolizzare questo aspetto qui, e anche nel rapporto con il figlio o con il marito, perché non è sempre facile comunicare la malattia
ad un figlio, abbiamo dei podcast, realizziamo iniziative proprio di questo tipo per provare psicologicamente ad aiutare. E nel caso degli accompagnamenti invece risolviamo un'esigenza più pratica, che è quella proprio di esserci, di accompagnare agli ospedali, di rimanere con la persona il tempo che serve, e questo è un sollievo, è un piccolo sollievo, ecco. Non si può pensare di cambiare la vita delle persone, però nel nostro piccolo, ecco, possiamo provare a farlo in questo modo, come assistere un po' a casa, dare un po' di conforto alle persone diversamente giovani e diversamente agili, come piace dire a te, e quindi questo è fondamentale in generale per tutti, per la creazione di aspetti e di effetti e conseguenze positive poi sul territorio. Quanto importante sarebbe, Roberta Ruga, a cercare di fare squadra anche con queste realtà che sono i ristoranti, gli albergatori, ecco, cercare di far capire che bisogna, lo so che uno dice vado al ristorante, voglio staccare la spina, però dopo il ristorante c'è un dopo. Io mi ricordo, e lo dico anche a Vincenzo Allegra, quel grande anestesista che ho avuto ospite, un ospite eccezionale, che ha detto si ricordano dove hanno mangiato il ristorante, ma il nome dell'anestesista ecco, non lo sanno neppure. Ecco, forse l'informazione per migliorare la qualità della vita. Il dottor Farmia è già direttore di questo centro a Treviso, che ha detto questo, forse bisogna far squadra anche nella malattia per cercare di coinvolgere più persone, più volontari, abbiamo pochi giovani. Cosa ne pensi, Vincenzo? Non vedo Vincenzo? Allora continuiamo, eccolo qua. Vincenzo, mi hai sentito? Scusate, avevo staccato. Sì, diciamo che logicamente le persone tendono magari a ricordarsi momenti più felici, meno magari quelli un po' meno infelici sicuramente. Ma in realtà squadra si fa già, nel senso che già ci sono molti locali che sono sensibili alle problematiche e magari che nei loro locali fanno eventi o collaborano con associazioni. Io collaboro con una serie di associazioni, cerco di aiutare nel limite possibile. Ultimamente abbiamo trovato un macchinario per un'importante associazione che aiuta le persone che non riescono purtroppo ad avere un pasto caldo. In altre occasioni lavoriamo con associazioni che aiutano ragazzi con disabilità. Nei nostri locali facciamo stage con ragazzi con disabilità per portarli nel mondo del lavoro, quindi insomma ce ne sono di cose da fare. Fermo Vincenzo. Allora, è vero che fate questo, è vero che ci sono queste stage per questi ragazzi diversamente agili, come li chiamo io, però dopo non trovano lavoro, i conti non tornano. Nel senso, io ho avuto un ragazzo, uno dei tanti, con suo papà, che ha il diploma alberghiero, lui il suo sogno è fare il cameriere, ma posto di lavoro zero assoluto. L'ho avuto ospite in trasmissione, perché questo posto non arrivava, tutti lo chiamavano ma nessuno lo voleva, addirittura è stato mandato via con sua mamma addirittura a una sagra, perché non si fidavano, nonostante la mamma lo seguisse. Non ti dico il trauma di questa mamma e di questo ragazzo, a lui non è arrivato neppure un vassoio, la mamma ha capito che non li volevano. Capisci che dal dire il fare c'è di mezzo il mare, perché si ha così paura anche di far lavorare il diverso in situazioni, diciamo, anche felici, perché a un tavolo, l'abbiamo visto anche a Cortina cosa è successo, inutile che ce la giriamo, è stato fatto spostare questo ragazzo con la mamma perché dava fastidio in sala, hanno dovuto si sono spostati. Io avrei fatto spostare, anzi mandar via quello che ha detto che questo ragazzo con questa mamma spostava, ma l'ha detto anche un altro ospite, De Savognani, che è una figlia diversamente agile, che è stato mandato via da una pizzeria, non li hanno voluti. Perché fa così paura il diverso anche nell'ambito del lavoro, nella ristorazione e non solo? Perché non si assume? Loro fanno gli stage, hanno i diplomi, però dopo il lavoro non arriva. Tanto è vero che io ne vedo pochissimi all'interno dei ristoranti, delle trattorie, ecco, qualche volta qualche sagra o qualche evento particolare ma creato per loro. Ma come lavoro? Perché fa così paura il diverso anche se ha un diploma? Cioè siamo culturalmente indietro, Vincenzo? No,
Sinceramente dei ragazzi che hanno fatto stage qua da me, attualmente vedo che hanno tutti quanti un lavoro, quindi insomma per loro la situazione è andata nel modo come hanno voluto. È anche vero che vi sono delle difficoltà tecniche e soprattutto delle difficoltà burocratiche, si ha molto spesso a volte forse paura più che altro di incappare in problematiche tecniche, burocratiche, la paura che quella persona possa farsi male all'interno del locale e di conseguenza tutti i rischi connessi, quello che ci va dietro. Insomma, secondo me forse questo è quello che preclude un po' l'assorbimento di queste tipologie di lavoratori nelle nostre attività, però insomma è molto limitato. Poi ci sono anche purtroppo persone che, ahimè, io reputo ignoranti nel momento in cui mi chiedono di spostare una persona perché ha una disabilità e quindi tecnicamente può dare fastidio in sala. Allora lì sta la sensibilità di ogni singola persona. Ora, non mi è mai capitato qua nel Padovano, mi auguro, non mi è mai arrivato voce che neanche in associazione di locali in cui siano stati mandati via dei disabili perché infastidivano gli altri clienti. Ma se ciò avvenisse, sinceramente credo che chiunque dei nostri ristoratori si Vedi però, indignerebbe a una Vincenzo, situazione che del io genere. non devo essere fortunata a conoscere Vincenzo, andare nel locale di Vincenzo, essere assunta dalla app o da Vincenzo. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto, che se ho questo diploma io devo trovare lavoro, punto e basta, e tu mi devi assumere. I conti non tornano, Vincenzo. Io ho avuto tutti i sindacati, i numeri sono numeri, da là non si scappa, tutti, e i numeri non sono. Questi ragazzi fanno gli stage, hanno i diplomi, però come assunzione, oppure hanno un lavoro, come ha detto questa scrittrice che ho avuto ospite, ha detto però sono là, non vado avanti, non mi danno la possibilità di migliorare anche il mio lavoro. Cioè ho io il lavoro, ci mancherebbe anche che non ce l'avessi, ma non faccio strada, non vogliono farmi strada, non mi danno la possibilità di avanzare, anche se, secondo me avrei tutte le carte in regola per andare avanti. Roberta, ma che situazione è questa anche per una donna già provata con delle malattie rare, con delle patologie, non riuscire ad andare avanti? Questo mondo maschilista, i numeri, vediamo anche in politica, se le donne sono brave, siete le più brave, ma alla fine i numeri non tornano. Come mai? Poi noi litighiamo tra di noi, ecco, anche là dovremmo un po' capirci come siamo, capire che forse dobbiamo salire la scala assieme e non buttarci giù una con l'altra. Prego. Mirella, hai toccato un tasto a me caro, che è quello appunto dell'indipendenza femminile, risultato che purtroppo è ancora lontano da raggiungere, e soprattutto anche per le donne che vivono in un contesto di malattia, in un contesto di non dipendenza e di dipendenza economica, che purtroppo ora si trovano molto di più rispetto a un tempo, perché un tempo neanche ce lo si domandava. Ora notiamo questa differenza perché giustamente in noi donne è nato uno spirito critico, è nata la possibilità di avere un lavoro, di gestire vita privata, vita insomma lavorativa, vita tantissimi aspetti insieme. Noi donne siamo una forza, siamo sotto tutti i punti di vista e dovremmo supportarci tra di noi. Io credo molto in questo e cerco nella mia vita insomma di tutti i giorni di portare avanti il valore di noi donne. Infatti siamo la stragrande maggioranza di volontarie dell'associazione sono appunto donne, quindi questo credo che sia un valore, ed anche una scelta appunto un po' di andare controcorrente rispetto a quello che infatti io ricordo sempre, Roberta, che il primo sciopero è stato fatto dalle donne, primo sciopero in assoluto, perciò dobbiamo portare un po' di rispetto anche a questa figura e secondo me dobbiamo anche terminare di dividere, nel senso che più di uomo di donna io vorrei parlare di persone. Questa è la parola che a me piace, la persona, invece si divide bambino, bambina, uomo, donna, ragazza, ragazza e non ne andiamo fuori, siamo lontano perché è quello che vuole qualcuno. Abbiamo Mirella da Riesi Pio X, vai Mirella. Ciao Mirella, buongiorno signora Vittina. Insomma, io dico una cosa, guarda, sono andata in tante feste, cioè sagre, così, no? Ecco, ho visto tante ragazze, ragazzi in carrozzina
Beh, pensa che ne ho visto uno, un ragazzo a Cittadella, alla fiera, alla festa, sotto un tendone là, che aiutava suo papà a pelare le patate. Infatti l'ho detto alle sagre, vedi qualcosa. Grazie Mirella. Adesso grazie, devo correre perché sono anche in ritardo, ma sei stata chiara, ecco, approvi quello che ho detto io alla fine. Senti Francesco, quello che volevo chiederti anche, che è una cosa anche importante, è capire il mondo maschile e il mondo femminile qui. Allora, il mondo dei gay fa molta strada, vediamo quasi sempre che riescono ad arrivare a vette molto alte. La donna invece al massimo diventa una prostituta, non tutte, ma una buona parte rimane là. Come mai Francesco? Ecco, c'è questa diversità, tu ecco, vedi che hai mezzo sorriso, mi spieghi cosa succede? Perché è quello che io noto, non so se Roberta è d'accordo con me o no, però vedo che l'uomo riesce più facilmente a fare strada se sa. Cosa dici Francesco? Perché ci riporta sulla cultura patriarcale che purtroppo la Chiesa ha inculcato nella nostra cultura, purtroppo. Questo è molto difficile, ma ti dirò, pensa un po' nel mio campo, che sono gli abusi sessuali. Con questo tipo di cultura che abbiamo in Italia, qui entra l'omosessualità, pensa un po' un ragazzino abusato da un uomo, no, che sia un prete o meno, la difficoltà già solo a esternare, per stereotipo, questo abuso che ha subito, no, perché è implicito che in quel momento la persona che è stata abusata si ponga il problema di essere preso per un omosessuale. Questo accade purtroppo spesso anche nelle aule di tribunale, perché ed è molto brutto questo, perché spesso poi alcune vittime dei sacerdoti o meno poi diventano omosessuali, no? E l'attacco diventa quello che è il ragazzino che ha tentato poi l'adulto, e poi le cose sono finite male, no? E per dispetto lo ha poi denunciato, ecco. Quindi pensa un po' dove trascina questo tipo di cultura. Hai detto tutto, questo tipo di cultura, e lui ha usato la parola maschilista anche soprattutto. Grazie Francesco per quello che hai detto, e cerchiamo di andare avanti e cambiare anche questo mondo un po' diciamo diverso da quello che vorremmo. Allora sentiamo invece Vincenzo Allegre, arriva l'autunno, ecco molti turisti, vedo turisti dappertutto, tu sei a Padova, ecco che piatti richiedono, cosa vogliono mangiare quando vengono in Italia, dicono perché sono italiana, ma penso che sia il paese più bello del mondo per quanto riguarda anche l'enogastronomia da nord a sud, da est a ovest. Prego Vincenzo. Mirella, non sei l'unica a vederci come il paese più bello del mondo. La maggior parte del mondo ci vede come il paese più bello del mondo. Siamo un paese ricco e affascinante, sia sotto l'aspetto culturale, ma soprattutto anche sotto l'aspetto enogastronomico. Non per niente l'enogastronomia è una delle seconde motivazioni per cui i turisti vengono e tornano in Italia. È un po' paradossale il fatto che dopo in realtà noi come ristoratori non facciamo parte del comparto turistico, nonostante siamo uno dei carrelli trainanti di questo comparto per l'appunto. È vero, ci sono tanti turisti che vengono in Italia anche nei periodi invernali, anche nei periodi autunnali, perché i colori sono stupendi, il paese poi con questo caldo ultimamente siamo quasi in una nuova primavera, siamo vicino alla primavera di San Martino, un po' anticipata, e Padova si appresta a festeggiare il periodo di novembre con uno dei suoi piatti tipici, che è il piatto dell'oca. Proprio per questo in questo periodo l'Appe sta sponsorizzando l'oca di San Martino e il cavallo di San Martino, che è un dolce tipico del periodo di novembre. Molti locali quindi propongono varianti dell'oca. Nel mio ristorante facciamo una versione con i bigoli, quindi un classico bigolo con l'oca, e dopodiché lo mettiamo sulla pizza facendo una pizza con l'oca al di sopra. Ci sono ben quasi 30 locali e 40 pasticcerie che aderiscono all'evento, e quindi insomma in tutta Padova e provincia potete trovare nel sito dell'Appe i luoghi dove poter andare a degustare l'oca e provare questo piatto tipico della cucina di corte, della cucina povera padovana. Quello che non riesco a capire, tu l'hai detto anche molto bene, perché veramente amano queste persone, fanno chilometri e chilometri per venire in Italia a visitarci. Poi vado a vedere, tipo domenica che ero a Venezia, i musei chiudono alle 5 del pomeriggio.
Capisci come siamo? E all'interno dei musei che ho trovato tutte persone diversamente giovani che non vedono l'ora, anche loro poveretti, di chiudere, perché dalla mattina fino alle 5 a stare là. Capisci che c'è qualcosa che non torna. Allora, c'è qualcuno che vuole portare avanti questo paese, visto quello che ha detto anche Vincenzo Allegra, che veramente il turista ritorna, perché ma dove va a trovare quello che vede qua in Italia? Ma ve lo spiegate, per carità, con tutto il mondo è bello, nessuno dice di no, ma vi rendete conto cosa abbiamo noi a 2 passi da casa e poi ci speriamo la testa, ma dove andiamo oggi? Che noia! In mezz'ora siamo a Venezia, a Padova, dappertutto, a Belluno, cioè ci lamentiamo di cosa? Siamo diventati pigri perché ci hanno fatto diventare pigri, perché abbiamo le infrastrutture che non funzionano, ecco, abbiamo la ferrovia, e parliamo di 4ª, 5ª corsia, abbiamo i porti ma non se ne parla, ecco, io dicevo l'altro giorno, avevo la Coldiretti, Vincenzo, quanto bello sarebbe scambiare i prodotti del sud col nord, il nord e il sud, ma vai a capire tu come mai, però prendiamo le cose, le arance dalla Spagna, dal Marocco, e là ce la facciamo andarle a prendere, ma sono nicchie di mercato. Intanto tu fammele vedere questa nicchia e poi decido io cosa fare, ma tu portamela su, questi frutti meravigliosi che abbiamo la fortuna, prodotti della terra del nostro paese, ma chissà dove vorrà andare a parare anche l'Europa, ma l'Europa ricordate che ci sono anche i nostri onorevoli, sono là pagati da noi, poi danno la colpa a qualcun altro ma firmano anche loro. Come ci saluti, Vincenzo? Ormai il tempo è scaduto, dai una ricetta veloce da fare, velocissima, cosa ti viene in mente? Oh Madonna, così su dei passi. Sì, dai. Ce ne sarebbero tante di ricette, ma pensiamo proprio all'oca in questo momento, potremmo ragionare proprio su fare un bel bigolo con l'oca, prendiamo la nostra bella oca, la mettiamo in teccia con un bel soffritto, un po' di rosmarino, un po' di salvia, la facciamo rosolare per bene, la facciamo cuocere, dopodiché la spolpiamo, la risaltiamo e la passiamo con i nostri bigoli e viene un piatto straordinario. Non togliamo via il grasso perché fa bene ed è buono. Quanto tempo di cottura, Vincenzo? No, aspetta, quanto tempo di cottura? Qua a novembre nei nostri locali, nei nostri pasticcerie, per degustare questo piatto, per degustare questo alimento che poi è proprio tipico della zona padovana, un animale di corte che va valorizzato assolutamente, anche perché ci sono molte belle aziende qua nel Padovano che allevano questi animali e lo fanno in modo equo, dando un prodotto di qualità. Ecco, Vincenzo, quanto tempo di cottura? Non mi sente? Quanto tempo di cottura, Vincenzo? Al forno o in padella? No, spiega, perché non è mica facile fare l'oca. Tu l'hai detto così, cazzi. Vai, Vincenzo. Allora, diciamo che la parte più importante sarebbe prima prendere l'oca, metterla farci una specie di brodo, quindi farla cuocere, quindi lessarla, e là ci vogliono circa un'oretta e mezza, se dipende dalla dimensione dell'oca, ma sono grosse, ci vuole circa un'oretta e mezza, anche 2. Dopodiché la si spolpa completamente quando è stata cotta e con la carne andiamo a farla proprio rosolare con il soffritto di carote, sedano, cipolla, ci aggiungiamo gli aromi e dopodiché una volta che abbiamo fatto questa bella salsa, ungendola con un po' di acqua di cottura, andiamo poi a condire la nostra pasta. Calcolate che va lessata per circa un paio di ore e dopodiché il saltare in padella con gli aromi lo si fa nel circa. Bene, Mirella verrà a mangiarla da te se riuscirò, perché io questa roba non la farò mai, te lo dico sinceramente, ecco, ci vuole tanto di quel tempo, bisogna sapere, perciò ti ringrazio comunque perché noi abbiamo delle cuoche sopraffine che ci stanno ascoltando, perciò hai dato qualcosa in più magari che non conoscevano e ti ringrazio. Grazie anche a Francesco Zanardi di essere stato con noi, mentre Roberta Ruga rimane ancora qui e noi chiudiamo proprio col video di Francesco Zanardi, che è molto importante per capire il video istituzionale, rete, l'abuso, e poi andiamo in pubblicità. Se tu mi tocchi, se tu mi prendi, padre, non posso più sopportare il contatto delle tue mani e l'affanno del tuo respiro, padre, non mi tenere, non mi toccare, lasciami stare. Quando ancora cercherai e qualcun altro troverai, c'è sempre una preda che non ti aspetta, di
cui negare la sofferenza, e se il perdono a volte si può tentare, resta un vuoto nella mente che non si è più colmato, e no, non si può colmare. Anche se l'abito ti protegge e sembri più forte della legge, il tuo animo è venduto, ma io sono sopravvissuto. Se tu mi tocchi, se tu mi prendi, non c'è niente che mi difenda, non c'è giustizia che mi protegga. La verità va dove conviene, sono stanco di soffrire, di andare e venire e sottostare. E se con quelle braccia che hanno inflitto il male mi tieni giù la faccia e ho paura di naufragare, di trasformarmi in una carta straccia. Ero solo un ragazzino, tu il mio aguzzino, e oggi non posso perdonare. Anche se non ti vuoi pentire, sicuro che poi potrai sparire. Il tuo animo è perduto, ma io sono sopravvissuto. Anche se l'abito ti protegge e sembri più forte della legge, il tuo animo è perduto e io sono sopravvissuto. Un'altra associazione importante, Anvolt. Chi è Anvolt? E siamo con? Allora, io sono Claudia, sono una volontaria di Anvolt, l'Associazione Nazionale Volontari Lotta contro i Tumori. Abbiamo la nostra sede a Mestre e gestiamo gli accompagnamenti per i trasporti per i malati oncologici presso le varie strutture ospedaliere del Veneto, e fornendo anche un supporto psicologico ai familiari e al paziente stesso, ovviamente. E abbiamo poi un ambulatorio dove si fa prevenzione ginecologica e la mappatura dei nei per la prevenzione del melanoma, sempre a Mestre in via Miranese. Cosa vuol dire prevenzione? È una parola magica, forse la donna la fa più dell'uomo, però bisogna farne di più. Ma non è detto, diciamo che la prevenzione ormai sta diventando una cosa fondamentale, sia per l'uomo che per la donna, su aspetti diversi ovviamente a livello fisico, però insomma è fondamentale, perché con la prevenzione, con il controllo periodico, con le visite, con le ecografie si possono prevenire purtroppo questi brutti mali che stanno avendo sempre di più sopravvento, perché noi ci rendiamo conto che giorno per giorno abbiamo sempre più lavoro da fare per accompagnamenti, per i malati, quindi la prevenzione è assolutamente una cosa fondamentale che deve diventare una nostra propria abitudine. Grazie, veramente grazie e complimenti. Grazie. Allora, Roberta Ruga è rimasta qui con noi perché l'importanza di parlare di prevenzione, di fare prevenzione è fondamentale, specialmente per questo tipo di tumori o di tumori. Ecco, come vedi la situazione? Si fa abbastanza prevenzione oppure c'è ancora una fetta di popolazione, specialmente anche l'uomo, che fa fatica a curarsi, a fare le visite, Noi siamo un po' più avanti, però anche là c'è da discutere. Prego, Roberta.
Siamo ancora molto indietro, soprattutto l'uomo è chi meno si preoccupa e agisce solo quando c'è effettivamente poi un sintomo. Lo vedo nel nostro caso almeno, non conoscendo i dati nazionali, ma nel nostro specifico caso abbiamo attivato da un mesetto, da un paio di mesi, l'ambulatorio urologico per le visite, quindi rivolte all'uomo, controllo prostata, appunto vescica e reni, e abbiamo pochissimi accessi. Avevamo fatto questo stesso esperimento alcuni anni fa, era stato lo stesso, quindi non abbiamo visto, ci auguravamo di vedere un risultato superiore a distanza di anni e invece siamo stabili. Questo ci porta a pensare che ancora siamo ad uno stadio. Ma è la paura, secondo te, Roberta, se meno vuoi combatta da parte dell'uomo, questa non conoscenza, il rispetto per il proprio corpo, ma il rispetto anche della famiglia, perché sei sano vivi bene anche in famiglia, se ti ammali c'è un problema per la famiglia. Come mai non riescono a capire l'importanza del rispetto del proprio corpo? Un po' passa attraverso il tessuto culturale, quindi l'educazione e anche il pensare che se qualora si scoprisse di avere qualcosa di grave, poi cosa si andrebbe a fare, cosa si farebbe, come comunicarlo. Quindi a volte la paura sta proprio all'avere effettivamente qualcosa di grave e non sapere come comunicarlo. Penso che sia questo uno degli aspetti. Senti Roberta, quanto importante è stato per te il villaggio delle associazioni? Ecco, cosa ne hai tratto poi alla fine dei 3 giorni? Prego. Il villaggio delle associazioni è stato un contenitore di esperienze. 4 giorni, perché sì, effettivamente le intere giornate dedicate poi a conoscersi ci hanno permesso di noi come associazione che operiamo in un altro territorio di poter conoscere delle altre realtà, di poter provare a costruire dei progetti futuri con un paio di associazioni per dire ci si sente ogni tanto e vediamo se appunto riusciremo a realizzare delle partnership, quindi credo che sia un progetto pilota che merita di essere poi diffuso nei vari territori e mi auguro che questo, dimmi tu Mirella, possa essere fatto di nuovo. Certo, noi faremo ancora delle riunioni, anzi abbiamo coinvolto anche questa mattina Pablo Perissinotto per fare dei progetti molto importanti anche come integrazione, come inclusione, perché bisogna iniziare, se aspettiamo la politica non ne andiamo fuori. Quello che rammarica è che le associazioni fanno fatica a fare squadra, specialmente quelle più grandi, quelle più grosse, hanno sempre paura di perdere la visibilità, ecco, e questo fa molto male. Oppure, come ho detto ieri mattina anche a qualcuno ospite, che è facile copiare, portarsi le cose da un'altra parte e poi le realizzo con chi dico io, con chi voglio io, però hai copiato, siccome non hanno le idee. Invece il villaggio delle idee sforna tantissime idee e questo fa sì che poi qualcuno che non le ha invece copia, però fanno del male a tutta l'associazione. Perché c'è questa rivalità secondo te anche tra associazioni? Tu mi dicevi quanta fatica faccio anche con chi del settore a fare squadra, che si occupa di questo. Perché si fa così fatica a fare squadra nel mondo del volontariato e dell'associazionismo, Roberta? Io penso perché si fa fatica a cambiare sistema organizzativo e filosofia. Voglio a dire, nell'eredità che poi si lascia, no? Da un passaggio ad una presidenza, un'altra, nelle varie associazioni, rimane poi cosa? Rimanere fedeli a quello che è stato, sempre e comunque. E se quello che è stato in precedenza era un approccio focalizzato un po' a vedersi il proprio orto, tenderà a rimanere così sempre. Invece fare, dico io, un atto di coscienza, capire che non ci troviamo più in anni come gli anni 80, gli anni 90, insomma siamo in un tessuto molto più legato alla solidarietà, dove è molto più importante essere uniti per fare le cose, riuscire a sradicare questo sistema mentale e a volte limitante può dal mio punto di vista creare sistemi di organizzazioni diffuse, di federazioni, che possano creare dei tavoli di discussione importanti anche a livello proprio politico per portare avanti riforme a livello proprio di tutela del malato, dove poter ragionare sui singoli territori, le specificità e le esigenze di ogni territorio. Credo che sia legato ad una difficoltà di evoluzione, come un po' il discorso di prima che dicevamo. Il diverso perché non lo si accetta? Perché non lo si conosce?
Si ha paura non di si ha paura di affrontarlo, la vita corre molto veloce, si ha paura di non riuscire a gestirlo e che porti via troppo tempo, quindi il problema è il tempo. Allora sentiamo e accogliamo Serenella Antoniazzi con questa foto copertina del libro. Buongiorno Serenella, grazie di essere qui, complimenti veramente, tardi ma siamo riusciti a fare il collegamento. Allora parlaci di questo libro, faccelo vedere, vediamo se abbiamo anche la foto, poi eccolo qua. Ecco, e salutiamo la nostra Michela Morutto, tutti i suoi ragazzi, suo marito Paolo, un grande abbraccio a questa grande famiglia, a questa donna, a questi figli molto tosti, molto uniti anche. Questa è proprio la famiglia che volevamo e vorremmo avere tutti quanti, nonostante il male, l'unione fa la forza. Allora Serenella, cosa vuoi dire? So che dopo il tuo libro è stato fatto questo film importante, qualcuno ha capito l'importanza di quello che hai scritto, di conoscere questa famiglia e la storia di Michela col marito giovane malato di Alzheimer. Prego Serenella. Buongiorno Mirella, grazie per questo invito e buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, è stata un'avventura scrivere la seconda parte di un tempo piccolo, perché Michela aveva chiesto in più occasioni di dare un seguito al libro uscito a giugno 2020, però onestamente non ero pronta ad affrontare nuovamente quella che era la storia di Michela, quindi immergermi di nuovo nella sua vita privata e conseguentemente anche nell'addentrarsi in racconti che non vengono mai pubblicati, non vengono mai raccontati apertamente, perché è molto molto più duro e deleterio di quello che vediamo nei social o quello che mostra Michela o quello che possiamo leggere appunto all'interno del libro che era questo. A luglio di quest'anno poi con la presentazione del film Per te, ispirato proprio a Un tempo piccolo, che è il primo libro uscito nel 2020, che racconta la malattia nello stato del limbo, cioè nel momento in cui a Paolo viene diagnosticato l'Alzheimer e quindi i primi 10 mesi successivi a quella che è la diagnosi, e si ferma in un momento in cui lascia solo immaginare quello che può succedere il dopo che state vedendo in queste immagini. Quindi il 18 di luglio viene chiesto proprio di dare un seguito e quindi il film e il libro poteva avere l'opportunità di diventare strumento. È stata un'impresa perché è stato un full immersion su un racconto di 5 anni quotidiani di Michela con lo stesso metodo adottato per il precedente. Quindi Michela raccontava su WhatsApp, registrava su WhatsApp quelle che potevano essere le sue giornate, le sue emozioni, i suoi pianti, e io ascoltando e riascoltando mi sono immersa nuovamente nel mondo di Michela, raccontando il seguito, un seguito che ci porta, come avete mostrato voi, a questo secondo volume, che ha una premessa molto importante, che è del Ministero Schillaci, il Ministro della Salute, e che attesta e afferma che il numero di famiglie coinvolte nella patologia dell'Alzheimer di un malato familiare ha un numero spropositato e sono circa 4 milioni le persone coinvolte, malati e familiari che accudiscono o che direttamente o indirettamente si occupano del proprio caro, un numero che non ci aspettavamo. A un secondo intervento da parte dell'Istituto di ricerca del San Raffaele, dove mostra un quadro su quello che è lo spaccato ad oggi dei malati di Alzheimer sotto i 65 anni, ed è un quadro abbastanza preoccupante. Non vi nego che adesso, dopo aver scritto 2 volumi di Un tempo piccolo, ogni volta che dimentico le chiavi non mi viene in mente il nome o il nome di un fornitore, o l'angoscia, perché la nostra mente è talmente stipata che non si distingue più dove sia veramente la stanchezza mentale e dove potrebbe essere invece una patologia. Senti Serenella, tu raccontando anche la storia di Michela e della sua famiglia, che salutiamo e che abbracciamo, Michela è un'amica cara, questa donna tosta, tu donna tosta, scrittrice, che hai deciso veramente di mettere nero su bianco con questi libri, questa patologia terribile che ha colpito
Paolo a 35 anni ha iniziato a star male, Michela completamente sola, non ascoltata, ecco, con problemi anche di mantenere la famiglia. Perché siamo così isolate noi donne? Perché facciamo così fatica di fare squadra? Adesso mi sembra che siamo un po' migliorate, abbiamo capito che da soli non si va da nessuna parte, però facciamo ancora fatica a salire la scala. Come mai secondo te, Serenella? Onestamente, Mirella, è una cosa che non mi spiego. Dicono sempre che per ogni uomo ci sono 7 donne, quindi noi siamo un numero maggiore a quello che è il mondo maschile. Eppure se andiamo a votare, votiamo per un uomo. Ci concedono le quote rosa, ma non vinciamo mai, perché facciamo fatica quasi ad avere fiducia o dare fiducia o sostenere una donna che potrebbe rappresentarci. Questa è una cosa che mi sono sempre chiesta ed è una cosa per me molto molto triste, perché dovremmo in qualche modo, come hai detto tu, fare squadra, unire le forze, raccontarci e non essere invidiose, gelose, che sono bruttissime parole, però non me ne vengono in mente altre. Ma neanche a me, hai ragione Serenella. Sentiamo, devo correre perché abbiamo pochi minuti, volevo sentire anche cosa ne pensa Roberta Ruga di quello che sta raccontando Serenella, anzi una sera ci troviamo tutte, ecco, parliamo un po' anche con Michela, se sei d'accordo Serenella, ci troviamo e cerchiamo di capire come fare per fare ascoltare anche dalle onorevoli, dalle senatrici donne che devono ascoltare più quelle donne che sono in prima linea, quelle che fanno, non quelle che non fanno, quelle che fanno. Ecco, cosa vuoi dire Roberta? Beh, sicuramente condivido il fatto che è necessario che ci sia un abbattimento di quelle barriere di maschilismo che ancora oggi purtroppo sembra una convenzione, un discorso già detto, trito ritrito, però è la verità. È necessario che ogni donna parta dal presupposto di dover coinvolgere, di dover investire tutte le proprie risorse per fare squadra e per collaborare con le altre donne. È l'unica possibilità per poterci realmente affermare, non ne conosco altre. Serenella, eppure abbiamo dimostrato nel campo, ecco, che ci siamo, però io ho avuto un'altra scrittrice che è veramente una persona diversamente agile, che ha detto certo che ho il posto di lavoro, la raccontavo anche prima nella puntata, ma non mi lasciano fare carriera, io so che potrei farlo ma non mi lasciano. Ecco, capite che c'è questa realtà, questa donna doppia nella medaglia, ecco, quella donna che c'è ma non viene aiutata, quella che invece non c'è viene aiutata perché fa parte del cerchio magico, perché in quel momento politicamente è sorretta, ecco, e poi si aprono 1000 mondi, però questa donna deve andare avanti perché chi ha creato il mondo è stata la donna, non è stato l'uomo, e l'uomo è andato avanti grazie anche al sacrificio della donna. Ecco, cosa vuoi dire? Come vuoi chiudere, Serenella? Veloce, un minuto. Se posso tornare al libro, il libro si chiude con una relazione molto importante del dottor Dario Ceccato, che è un consulente del lavoro, dove lui spiega tutte quelle che sono le opportunità consentite e permesse dalla legge fino a giugno 2025 per le persone che accudiscono i malati di Alzheimer in questo caso o comunque un familiare in difficoltà. Lo pensiamo sempre come uno strumento dedicato alla donna, in realtà sono strumenti dedicati alla famiglia. Non è possibile che si pensi che per obbligo, se più non è sentito dal cuore, questa cura verso il familiare amorevole debba essere assolutamente fornito dalla donna. Basta Serenella perché non hai più tempo, ma hai detto tutto in poche parole, sei riuscita a esprimere qual è veramente il problema siamo noi Serenella, non c'è niente da fare. No, i servizi devono essere dedicati alla famiglia, brava, non è alla donna, alla famiglia. Se una donna ha dei servizi che non è mutuo assistenzialismo, ma è supporto nell'orario dei figli, nella cura dei Serenella, genitori. Perché mi dicono dalla regia che non ce la faccio più, però sei stata chiara, lavoreremo su questo, ti ringrazio, grazie a Roberta Ruga. Grazie a tutti voi. Grazie a Serenella, veramente Antoniazzi, scrittrice, ricordatevi questo libro veramente bello e adesso andiamo a vedere l'assegno di Mirella che è il vostro assegno. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, siamo a Venezia e stiamo per incontrare
una giovane donna che si rivolta a noi perché è in grave difficoltà. È una mamma con 2 bambini, un maschietto di 5 anni e una bambina di 5 mesi. Però ha un problema enorme, ha un problema che è da sola, il suo compagno si è suicidato pochi giorni fa e lei ha bisogno di aiuto. Indipendentemente dalla sua storia, ci sono 2 bambini. Io ho preso contatto anche con l'assessore Venturini, sta cercando di capire come far per aiutarla. Incontriamola. Io ho spiegato un pochino come sei presa, nel senso che hai bisogno di aiuto. Sì. Hai 2 bambini, sì. 5 anni e 5 mesi. Il tuo compagno pochi giorni fa si è suicidato. Sì. Tu hai chiesto aiuto. Io ho chiamato l'assessore Venturini. Sì. Il quale sta cercando di capire come fare per aiutarti, perché indipendentemente dalla tua storia che te la sei scelta, questi 2 bambini non si sono scelti niente. No. Cosa vuoi dire? Cosa è successo nella tua vita, Francesca? Diciamo che è un disastro perché sono da sola, con queste creature è molto difficile andare avanti. Purtroppo abito anche su 40 metri quadri con le creature, è difficilissimo gestire il tutto. Ho il bambino che ha crisi, mi tocca portarlo da un psicologo e stare insomma dietro a tutto è molto difficile. E appunto vivo nella miseria perché non posso lavorare, non posso andare a lavorare avendo lei. E in più burocraticamente mi sono trovata ad avere tanti problemi, sono stata tanto bloccata, quindi non ho potuto chiedere proprio gli aiuti economici, mi ritrovo proprio in una situazione di disagio, di miseria. Non è che forse su questi bambini gravano i vostri problemi? Cioè, nel senso che tu hai detto questo piccolino, 5 anni, è già dallo psicologo perché ha veramente problemi. Non è che non è giusto, scusa se te lo dico. No, tranquilla. Però mettere al mondo questi bambini con delle situazioni alle spalle che non sono molto chiare, molto... Spiega un pochino. Allora, eravamo tanto innamorati, era 10 anni che eravamo insieme, avevo la mia macchina, avevo il mio affitto, avevo il mio lavoro. È successo che quando sono rimasta incinta lui ha preso brutte strade e io mi sono ritrovata in mezzo anche se non c'entravo niente. E poi tra l'altro lo Stato italiano non mi ha aiutato perché il mio titolare non mi pagava, io avanzo 30.000 euro e devo vedere, ho dovuto mettere in mezzo l'avvocato e tutto quanto, quindi mi sono anche ritrovata in questa situazione. Involontariamente, esatto. Diciamo. Ma è il problema di noi donne, che purtroppo involontariamente però poi casca questa casa in testa e non sai più perché che noi pesci abbiamo più sentiamo più responsabili dei nostri bambini e così è. Noi siamo donne anche molto giovani. Sì. Allora stai piangendo perché guardando questa meravigliosa bambina che hai è una cosa splendida, è di una bellezza unica, 2 occhi azzurri splendidi. Mandata da Dio. Tu hai detto, a un certo momento ho pensato anche che potevo abortire, sì. Però non me la sono sentita, cioè sono rimasta incinta e dentro di me sentivo che avrebbe portato tante cose belle e così è stato, siete qua e vi ringrazio tantissimo, forse se non ci fosse stata lei non saremmo qua a parlare, ecco, vi ringrazio. Andiamo. È anche buono. Andiamo. Questo compagno non c'è? Non c'è. Tu ti ritrovi con questi 2 bimbi e purtroppo i problemi sono tanti. Perché l'asilo, perché bollette, perché mangiare, perché vivere. Sì. Cos'è che chiedi tu principalmente? Una casa.
una casa dove poter crescere i miei figli più serenamente, perché un affitto da 500 non riuscirei mai, anche lavorando 8 ore non riuscirei a pagarmelo. Perché tu mi hai detto che avessi trovato anche un lavoretto. Sì, qua alla Giudecca ci sono tante case dove c'è tanto turismo, insomma ci sono tante case da pulire. Perciò il problema tuo è la casa. Sì. Quello che io appunto ho detto all'assessore Venturini, ecco, di cercare di darti questa possibilità di avere una casa. Un'altra cosa che si deve sapere è che tu hai vinto questa causa col tuo datore di lavoro. Sono passati quanti anni? Ero incinta, quindi 4 anni e mezzo, 5. Quasi 5 anni e non hai visto un becco di un centesimo, perché tu hai detto che lui ha intestato tutto altro e lui risulta nullatenente, però tu hai vinto una causa. Ho vinto una causa di una bella somma, anche di 30.000 euro. Pensate. Sì, e io devo vedere ancora un centesimo, perché questo ha intestato tutto a terzi, questo ha ancora negozi intestati a terzi e ha dichiarato di non essere nullatenente. Questa è la mia situazione. Perché ti sei rivolta a noi? Perché? Perché, tra virgolette, è l'ultima spiaggia. Mi sono rivolta agli assistenti sociali, alle politiche della residenza, ma le risposte sono sempre quelle. Non ci sono case, non hai l'ISEE, devi fare questo, devi fare quello, e io mi sono sempre ritrovata con dei muri più grandi di me. Ecco. Allora io spero tanto, perché la tua storia te la sei creata, come ho detto prima, ma questi bimbi non se la sono create, vanno assolutamente aiutati. Tu devi stare assolutamente con i tuoi bambini, perché io vedo sei anche una buona mamma, una brava mamma. Sì, questa bimba è tranquillissima, ecco, vuol dire che sente, perché i bambini sono delle spugne che assorbono tantissimo, perciò questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta. Non piangere, perché è un aiuto che ti diamo volentieri, questo aiuto a te fa molto comodo, molto importante. Non piangere, tesoro. Grazie, ringrazio tutti veramente, ne ho davvero bisogno. Lo so che ne hai tanto bisogno. I bambini, non per me. Questo assegno sarà monitorato dall'assessore, ecco, in maniera che così sappiamo bene anche di cosa hai bisogno, poi noi ci saremo, perché noi portiamo avanti i percorsi, sono percorsi anche difficili. Ma insieme ce la faremo, vedrai, perché questi bambini hanno diritto, ma soprattutto tanto diritto di amore. E l'amore viene anche se c'è serenità. Certo. E devono avere la loro mamma vicina. Stabilità anche, stabilità. Ascolta, ma nella tua vita, adesso se dovessi rifare qualche passo indietro, cos'è che non rifaresti? Rifarei tutto. I miei bambini sono tutto, sono la mia gioia e la mia speranza per un futuro migliore, ecco. Mi hanno migliorato, mi sono migliorata anche grazie. Sei cresciuta? Sono cresciuta tanto, sì. Capisci l'importanza di essere mamma? Sì. Anche perché adesso devi essere mamma e anche papà. Sì. Doppio ruolo importante. Sì, lo so. E il tuo bimbo penso di 5 anni lo sta già capendo. Sì, lo so. Perciò io vi dico grazie a voi, riusciamo anche questa settimana a aiutare questa mamma, ma soprattutto questi 2 bambini, perché i bambini devono essere aiutati indipendentemente dalle storie dei loro genitori. Sono bambini che non hanno nessuna colpa, sono venuti al mondo e noi ci saremo. Ciao grande famiglia, grazie.